Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute. Grazie per essere qui all'11ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Questa giornata è molto importante, è promossa dalla Regione del Veneto in base alla legge regionale 48 del 2012 ed è una legge che guarda molto ai giovani di questa regione. Qui oggi a Vicenza non solo faremo memoria delle 1117 vittime innocenti di mafie, ma rilanceremo con forza il nostro impegno contro le mafie e la corruzione, soprattutto per promuovere la legalità costituzionale e la giustizia sociale. Qui a Vicenza, che oggi è la capitale della legalità della nostra regione, e ringraziamo molto il sindaco di Vicenza, il comune di Vicenza che ci ospitano in questo bellissimo teatro comunale, si conclude un percorso di formazione che da novembre 2025 a marzo di quest'anno ha coinvolto 12 scuole superiori, le chiamo ancora così, di tutto il Veneto, per un totale di 500 ragazzi e di 35 insegnanti. Ecco, questi ragazzi hanno potuto studiare che cos'è il fenomeno mafioso, come le mafie operano anche in questa regione, ma soprattutto, oltre a fare insieme al fare memoria delle vittime innocenti, abbiamo cercato, grazie all'aiuto di magistrati, rappresentanti delle forze di polizia, giornalisti, esperti, insegnanti, di capire cosa possiamo fare noi come cittadini e cittadine per prevenire questi fenomeni anche dal punto di vista culturale e come provare a fornire un nostro importante sostegno alle forze di polizia e alla magistratura. Vi pregherei di fare un applauso alle forze di polizia e alla magistratura. Grazie per quello che fate ogni giorno e per la sicurezza che garantite al nostro territorio. Io vorrei adesso salutare e ringraziare i ragazzi delle 12 scuole. Salutiamo innanzitutto il liceo Pigafetta e il liceo Lioi di Vicenza. Ben arrivati. Poi abbiamo il liceo Corradini di Tiene, quindi sempre di questa provincia. L'Istituto da Collo di Conegliano Veneto, ben arrivati. Il liceo Paleocapa di Rovigo, grazie di essere qui. L'Istituto Battista Alberti di Abano Terme, l'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice, l'Istituto Marco Polo di Verona, l'Istituto Bentegodi di Caldiero, sempre provincia di Verona, evviva! L'Istituto Luzzatto di Portogruaro, il Liceo 25 Aprile sempre di Portogruaro e infine il Liceo Galilei Tiziano di Belluno. Grazie per essere qui, sono i ragazzi che arrivano da più lontano. La giornata di oggi è speciale perché si collega idealmente alla giornata del 21 marzo, che è una giornata nazionale dal 2017 della nostra Repubblica, che quest'anno si è svolta a Torino. Ecco, oggi noi ci colleghiamo idealmente a quella giornata perché è una giornata significativa e molto importante. Tra le 1117 vittime che leggeremo nella parte finale della giornata, vorrei ricordarne subito 4, che sono le 4 persone venete vittime innocenti di mafia. Sono Cristina Pavesi, Marco Padovani, Silvano Franzolin e Matteo Toffanin. A loro e alle loro famiglie va qui da Vicenza il più grande abbraccio e la più grande vicinanza da parte di tutti noi. Mi corre l'obbligo di salutare e di ringraziare alcune personalità che hanno gentilmente accolto l'invito di essere qui con noi. E saluto innanzitutto Francesco Zerilli, che è questore di Vicenza. Grazie per essere qui con noi. Il colonnello Loreto Biscardi, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vicenza. Grazie per essere qui, comandante. Il tenente colonnello Giuseppe Bovenzi, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Mirko Mattiacci, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, e ringrazio molto per la sua presenza il generale Guido Zelano, comandante regionale della Guardia di Finanza del Veneto. Grazie generale per essere qui con noi, e Michele Zonno, vicequestore della Questura di Padova. Abbiamo con noi, grazie molte, anche alcuni consiglieri regionali, Paolo Galeano, Chiara Luisetto e Giampaolo Trevisi. Grazie per essere qui con noi.
Abbiamo anche degli amministratori locali, ovviamente l'assessore Leonardo Nicolai e Sara Baldinato del Comune di Vicenza, che il loro staff e loro ci hanno aiutato tantissimo insieme al Comune, al capo di gabinetto Sandro Pupillo, che ringrazio vivamente, a costruire questa giornata. Abbiamo il consigliere Raffaele Colombara, che è il delegato alla legalità e ai rapporti con avviso pubblico del Comune di Vicenza, e sindaci, assessori, consiglieri provinciali e presidenti di consigli comunali di alcuni comuni della provincia di Padova, il Comune di Padova stesso, con Diego Bonavina qui presente, il Comune di Selvazzano Dentro, di Rubano, Povegliano Veronese, Verona Zero Branco ed altri. Se mi sono dimenticato, li recuperiamo durante la giornata. Tre ultimi ringraziamenti a Maria Cristina Franco, che è qui in rappresentanza della provincia di Vicenza, grazie per essere qui con noi, e alla dottoressa Nicoletta Morbioli, che è la dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza. Grazie per averci sostenuto anche con le scuole di Vicenza nel loro coinvolgimento. Prima di passare i saluti istituzionali mi sia consentito di richiedervi un applauso forte, pieno di affetto, di stima e di amicizia per l'ospite d'onore di oggi, il dottor Piero Grasso. Grazie per essere qui con noi. Grazie Presidente. Presidente è entrato in magistratura giovanissimo, a 24 anni, ha seguito come giudice latere il maxi processo contro Cosa Nostra a Palermo, di cui quest'anno ricorre il quarantennale, è stato procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, procuratore della Repubblica di Palermo e presidente del Senato. E oggi, siccome vuole molto bene ai giovani, ha dato vita a questa fondazione che si chiama Scintille di Future, e grazie a questa fondazione, ai libri e al suo operato, insomma, i giovani li incontro ogni settimana e con loro parla, e lo sentirete, di tante cose importanti che riguardano la lotta alla mafia, ma soprattutto la promozione della cultura della legalità e della giustizia. E da ultimo vorrei ringraziare gli agenti delle scorte che sono qui oggi stamattina. Grazie per il lavoro che fate. Bene. Iniziamo la nostra giornata con alcuni brevi saluti istituzionali. Chiederei di raggiungerci qui sul palco Luca Spavanetto, che è vicepresidente della Giunta regionale del Veneto. Ben arrivato. A lei la parola per un saluto alla platea. Prego, e grazie per essere qui. Buongiorno a tutti. È un onore per me essere qui a Vicenza, nella cornice di questo splendido teatro comunale, per celebrare l'11ª edizione di questa giornata così solenne, e desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Giacomo Possamai per l'ospitalità, a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, agli insegnanti e soprattutto a voi studenti, che siete il volto della legalità del domani. Un saluto e un ringraziamento particolare va all'Associazione Avviso Pubblico, qui rappresentata dal coordinatore nazionale Pierpaolo Romani. Grazie per l'impegno instancabile che mettete nel tessere questa rete di amministratori locali e nel supportare la Regione e i Comuni non solo nell'organizzazione di questi eventi, ma in un quotidiano percorso di formazione civile e di contrasto alle mafie. Porto i saluti del Presidente Alberto Stefani e di tutta la Giunta regionale. Oggi non partecipiamo a una semplice cerimonia di commemorazione, ma rinnoviamo un patto profondo tra le istituzioni e le comunità, quello tra lo Stato e i cittadini onesti. La nostra legge regionale 48 del 2012, all'articolo 17, ha istituito questa giornata itinerante proprio perché i nomi delle vittime diventino semi di libertà nel presente del nostro territorio. Oggi il cuore del Veneto batte per chi ha sacrificato la vita. Magistrati, servitori dello Stato, forze dell'ordine, imprenditori e semplici cittadini, per difendere la vostra democrazia, la nostra democrazia. Dobbiamo però essere consapevoli, la mafia nel nostro Veneto ha cambiato volto. Le relazioni dell'Osservatorio regionale e della DIA parlano chiaro. La criminalità organizzata oggi non cerca il fragore delle armi, ma il silenzio degli affari. Si insinua nell'economia legale, nel settore degli appalti, nel ciclo dei rifiuti e nei flussi finanziari. La memoria deve essere il nostro primo sensore di allarme.
Serve a non abituarsi mai al compromesso e a proteggere il nostro eccellente tessuto produttivo dalle infiltrazioni. Come recita la nostra legge regionale 48 del 2012, la prevenzione passa dalla consapevolezza che il Veneto non è un'isola felice, ma un territorio che ha gli anticorpi giusti per resistere a un patto di non abbassare mai la guardia. La Regione del Veneto non risponde con i proclami, ma con un impegno concreto, strutturato e finanziato. Negli ultimi anni abbiamo messo in campo risorse importanti, di cui metà concentrati nell'ultimo biennio, e per la sicurezza integrata la nostra forza risiede nella capacità di fare rete attraverso pilastri fondamentali. Il primo, i protocolli di legalità e sinergie. Abbiamo rafforzato la nostra azione con un protocollo di intesa strategico che coinvolge Banca d'Italia, prefetture, parti sociali e ordini professionali. Grazie alla regia del segretario generale della programmazione, monitoriamo i flussi finanziari per bloccare le infiltrazioni nei contratti pubblici. In questo quadro la collaborazione con Avviso Pubblico è fondamentale. Ci affiancano storicamente nella formazione civile, aiutando gli amministratori a riconoscere e respingere ogni tentativo di corruzione. Secondo punto, la formazione dell'eccellenza. Grazie alla legge regionale 24 del 2020 investiamo in alta formazione per la nostra polizia locale. In collaborazione con il Comando Generale di Venezia e le Università di Verona, Trento e Venezia, per formare operatori capaci di contrastare i moderni reati anche finanziari. Punto 3. La tutela delle fasce deboli e agromafie. La legalità deve essere vicina ai bisogni dei cittadini. Per questo combattiamo con forza le truffe agli anziani e investiamo risorse significative con l'Osservatorio Agromafie per monitorare l'illegalità nelle campagne e prevenire il caporalato. Ultimo punto, la battaglia legale. La Regione non resta spettatrice. Ci costituiamo parte civile nei processi di mafia. Siamo fisicamente presenti in aula per difendere la dignità del popolo veneto, di ogni singolo cittadino, contro chi vuole inquinare la nostra terra. Un momento centrale di oggi è la consegna del premio Legalità e Sicurezza. Questo encomio regionale è dedicato alle donne e agli uomini delle forze di polizia nazionali e locali che si sono distinti per meriti eccezionali nel contrasto alla criminalità, alla tutela del Made in Italy e nella difesa dei più deboli. A voi va la nostra più profonda gratitudine. Siete il braccio operativo della giustizia e il presidio quotidiano della nostra libertà. Ai tantissimi studenti presenti dico: la legalità è un peso o un insieme di divieti? È il vostro più grande potere. È la garanzia che domani potrete realizzare i vostri sogni per merito e non per favore. Per questo la Regione porta nelle vostre scuole progetti come l'eredità di Falcone e Borsellino, legalità uguale libertà, trame di legalità attraverso il cinema e ancora il premio Giorgio Lago e giovani costruttori di legalità. Investire su di voi significa proteggere per primo il futuro, il nostro futuro. Ma le istituzioni e le associazioni come Avviso Pubblico non possono fare tutto da sole. Serve una forte alleanza con tutti i cittadini e il sacrificio di chi oggi ricordiamo non sarà vano se ognuno di noi sceglierà ogni giorno la strada della regola invece delle scorciatoie del privilegio. Siete voi, con la vostra onestà quotidiana, il presente più bello del nostro Veneto. Grazie a tutti e buon lavoro per questa bellissima giornata insieme. Grazie Vicepresidente, grazie molte. E grazie per aver ricordato appunto che stamattina alterneremo la presentazione dei lavori delle scuole con la consegna ai rappresentanti delle diverse forze di polizia il premio Legalità e Sicurezza. Mi scuso col comandante Bovenzi che è colonnello e non tenente colonnello, scusatemi, è stato riferito poc'anzi. Bene, chiederei adesso alla consigliera Manuela Lanzarin, che è Presidente della Quinta Commissione Consigliare del Consiglio regionale del Veneto, di portarci il suo saluto in rappresentanza del Consiglio regionale. Buongiorno, benvenuta, a lei la parola. Buongiorno, per me è un onore, un piacere portare i saluti del Consiglio regionale del Veneto, del Presidente Zaia, dei consiglieri che sono stati citati e sono qui presenti con me oggi. 11ª giornata regionale, una giornata fortemente voluta dalla Regione Veneto, dal Consiglio regionale quando varò la legge nel 2012.
Una giornata che vuole mettere in evidenza la memoria e l'impegno. La memoria per continuare a fare informazione, a ricordare, continuare a parlare di legalità, di trasparenza, continuare a inculcare il senso civico, di responsabilità e farlo soprattutto con le nuove generazioni, soprattutto con il mondo scolastico. La partecipazione di 500 studenti, 12 scuole, a cui oggi vedremo anche i risultati, vedremo i lavori che sono stati fatti, mette in evidenza come seminare su questa strada sia la cosa principale e più importante, proprio per far crescere e alimentare sempre di più quel senso civico, quel senso di responsabilità, di appartenenza, ma soprattutto di difesa e di legalità del nostro paese e del nostro territorio. Il ringraziamento agli organizzatori, ad Avviso Pubblico, che a fianco della Regione organizza queste manifestazioni, al Sindaco di Vicenza per l'ospitalità, all'ospite, al procuratore antimafia Pietro Grasso per la sua testimonianza, per il suo impegno che è continuato negli anni, nei vari ruoli, nelle varie istituzioni che lui ha attraversato. Permettetemi un ringraziamento anche alle tante forze dell'ordine che sono qui presenti e che sono i testimoni principi dei concetti di responsabilità, di senso civico, di difesa e di legalità. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie molte consigliera. Chiederei adesso a Roberta Tedeschi, che è sindaca di Povegliano Veronese, ma soprattutto è qui in veste di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri di Avviso Pubblico, che è questa rete di più di 600 comuni, tra comuni, province e regioni, i cui amministratori e amministratrici si impegnano contro le mafie e la corruzione per promuovere la legalità. La Regione del Veneto, il Comune di Vicenza e altri 140 comuni fanno parte di questa realtà. Prego Roberta. Immaginate di salire su un treno, di tornare a casa dall'università, di essere felici perché il vostro professore vi ha appena assegnato il titolo della tesi di laurea. Avete 22 anni e tutta la vita davanti. È il giorno di Santa Lucia. All'improvviso, boom, un boato fortissimo. È un attimo e la vostra vita si ferma per sempre. Il 13 dicembre 1990, non lontano da qui, a Vigonza, Cristina Pavesi, una ragazza veneta diventata suo malgrado vittima innocente di mafia, quel giorno la mala del Brenta fa esplodere una carica di tritolo per assaltare un vagone portavalori, mentre sul binario accanto passa proprio il treno di Cristina, che muore all'istante per il forte impatto. Cristina studiava lettere all'Università di Padova, sognava poi di andare al DAMS a Bologna, amava l'arte e la letteratura, aveva sogni, progetti e futuro, come tantissimi giovani oggi qui presenti. È stata uccisa dalla mafia, qui da noi, in Veneto, quel Veneto che per troppo tempo abbiamo voluto immaginare lontano da tutto questo. La sua storia, come le tante storie delle vittime innocenti di mafia, non sono solo memoria, sono scossa. È qualcosa che entra nelle nostre vite, che bussa nelle nostre case, ci obbliga a guardare in faccia la realtà. Le mafie non sono altrove, le mafie esistono dove trovano spazio, silenzio, convenienza. E allora quella storia ci mette davanti a una domanda, netta, potente, inevitabile. Da che parte vogliamo stare? Io ho scelto molti anni fa e scelgo in realtà anche tutti i giorni da che parte stare. E questa scelta mi porta qui oggi, come sindaca di un piccolo comune del Veneto, Povegliano Veronese, ma soprattutto anche in rappresentanza di Avviso Pubblico, la rete nazionale di enti locali che hanno deciso di coltivare memoria, impegno e responsabilità. Avviso il Pubblico è il luogo dove chi amministra non si sente mai solo, ma trova strumenti, formazione, sostegno
perché la legalità non ha bisogno di eroi solitari, ma di tante persone pronte a prendere in mano un filo, a iniziare a intrecciare insieme una grande tela fatta di trasparenza, giustizia, coraggio. E oggi, in questa giornata di memoria e di impegno, Avviso Pubblico ha reso possibile qualcosa di straordinario, perché in questo teatro sono presenti 12 scuole, tutte le province del Veneto rappresentate, oltre 500 ragazze e ragazzi che da mesi studiano, ascoltano, incontrano testimoni, familiari di vittime innocenti, giornalisti, forze dell'ordine, per alimentare la cultura della legalità. E oggi sono qui, con le loro parole, con la loro voce, ma soprattutto con la loro coscienza critica che cresce. Per questo, a nome di Avviso Pubblico, ringrazio per il grandissimo sostegno la Regione del Veneto, il Comune di Vicenza, tutte le autorità civili e militari, le forze dell'ordine in particolar modo, i colleghi amministratori e le colleghe amministratrici. Ringrazio l'Associazione Libera Veneto, compagna instaccabile di questo cammino straordinario, e rivolgo in particolar modo un saluto, un ringraziamento particolare al Presidente Pietro Grasso, la cui presenza oggi è testimonianza autentica di cosa significa dedicare la propria vita al bene comune. E un ultimo saluto, quello più importante, lo voglio rivolgere proprio a voi, ragazze e ragazze. Siete il senso di tutto questo. Le mafie vivono nell'ombra, si nutrono di ciò che resta spento, ma basta una presenza luminosa per illuminare appunto uno spazio, basta una scelta giusta per rompere il silenzio. E allora vi chiedo una cosa molto semplice: siate sempre brillanti, portate fuori da questo teatro la vostra luce, fatela diventare scelta, fatela diventare coraggio, perché il buio non si combatte con la forza, si vince restando sempre luce. Grazie. Grazie a Roberta Tedeschi per queste importanti parole rivolte soprattutto ai ragazzi. Due ultimi saluti. Chiedo a Sara Resina, che è la referente del coordinamento provinciale di Libera Vicenza, e con l'occasione vorremmo ricordare e dedicare questo momento al professor Diego Peron, che molti di voi conoscono, vicepreside del Liceo Quadri, che è venuto a mancare poche settimane fa, ma che sappiamo essere sempre stato molto attento e sensibile a giornate come queste, iniziative come queste. Prego, Sara. Buongiorno a tutte e a tutti. Appunto faccio questo breve intervento a nome di Libera Vicenza e anche del coordinamento di Libera Veneto. Mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti già fatti al Presidente Grasso per la disponibilità e la partecipazione, al Comune di Vicenza per l'organizzazione, a tutte le istituzioni che sono oggi qui presenti e le forze dell'ordine. Ringrazio soprattutto le scuole che hanno aderito a questo progetto, gli insegnanti che hanno portato avanti le iniziative nelle classi e soprattutto gli studenti e le studentesse che hanno dedicato tempo e passione nel seguire gli incontri e nel realizzare i lavori che oggi ci presenteranno. Ci teniamo, come appena ricordato, come organizzatori a dedicare qualche istante proprio al ricordo del professore Diego Peron, che è stato vicepreside del Liceo Quadri, ma anche tante altre cose. È stato tra gli altri fondatore del presidio di Libera della città di Vicenza intitolato a Pietro Sanua. Diego ha creduto moltissimo nel suo ruolo di insegnante, di guida, da cittadino, da amministratore, nel valore della legalità, nel promuovere la giustizia sociale, nel creare una società più giusta. Grazie. Ha fatto molto per il nostro territorio del Vicentino, per le scuole del nostro territorio e anche si è impegnato nella realizzazione proprio di questo momento, quindi ci tenevamo in modo particolare appunto a dedicargli un pensiero. Sentiamo molto la sua mancanza, ma è anche per questo ci impegniamo ancora di più nel dare continuità alle sue azioni e nel portare avanti le iniziative nelle quali si era impegnato. Oggi ricordiamo tutte le vittime innocenti delle mafie. La nostra memoria però non deve diventare un esercizio fine a se stesso. Insieme alla memoria serve il nostro impegno, come studenti e come studentesse, come amministratori, come lavoratori, come professionisti e come cittadini e cittadine.
Ci dobbiamo impegnare a non dimenticare le storie e le vittime di nessuna delle persone che oggi ricordiamo. Ci impegniamo però anche a stare a fianco ai familiari di queste vittime. Nell'80% dei casi e delle situazioni questi familiari ancora non hanno ottenuto giustizia, ancora non sanno perché i loro cari sono mancati per colpa delle mafie. Mi auguro che la celebrazione di oggi e le attività che abbiamo svolto nelle scuole in questi mesi ci aiutino a conoscere delle storie e delle persone e che queste nuove conoscenze ci diano gli strumenti e la voglia di muoverci insieme, di cambiare insieme quello che non funziona e quello che non è giusto, di contrastare con forza le mafie anche qui nel nostro territorio veneto, di rispettare il valore della legalità, ricordandoci che non deve essere però fine a se stessa. Deve essere un mezzo, il mezzo che noi abbiamo a disposizione per ottenere giustizia sociale, per costruire una società che non lascia indietro nessuno, che non si dimentica delle persone fragili o vulnerabili, una società capace di non calpestare la dignità di nessuno. Ci stiamo prendendo un grande impegno questa mattina a essere qui presenti e vi ringrazio quindi ancora una volta per la vostra testimonianza e per i lavori che avete fatto in questi mesi per ricordarci che questo impegno viene portato avanti tutto l'anno e non è appunto una celebrazione momentanea. Grazie. Grazie Sara, grazie Libera Veneto e chiederei di salire sul palco al sindaco della città di Vicenza, Giacomo Possamai. Lo accogliamo con un grosso applauso, lo ringraziamo e chiederei poi ai ragazzi del liceo Pigafetta di prepararsi perché iniziamo poi con la presentazione dei lavori. Prego Sindaco. Buongiorno a tutte e a tutti voi, in particolare ai ragazzi che arrivano da fuori città, benvenute e benvenuti. Insomma, ci tenevamo molto ad ospitare questa giornata a Vicenza, ci teneva in maniera particolare, lo ringrazio per averla voluta così fortemente il consigliere comunale Raffaele Colombara che da tanti anni porta avanti l'impegno all'interno di Avviso Pubblico della nostra città. Ed era particolarmente importante, ci tenevamo in maniera particolare anche alla luce di quanto è stato detto prima, cioè ricordando la figura di Diego Peron a cui abbiamo voluto dedicare questa giornata perché le idee, le battaglie, l'impegno passa davvero dalla testimonianza di alcune figure chiave e cardine e Diego è stato così per noi, per la nostra città e per il nostro territorio. Solo due pensieri molto veloci perché i saluti istituzionali sono stati tanti, non voglio portare via tempo. Il primo, diciamo spesso che nel nostro territorio la mafia viene sentita come qualcosa di distante, di non percepibile, che non fa parte, diciamo così, della storia del Veneto, della città di Vicenza. Oggi è quanto di più distante dalla realtà che esiste e non sono parole. Prima di salire su questo palco ho guardato su Google Maps quanto distante è da qui, da questo teatro in cui ci troviamo in questo momento, un immobile che è stato confiscato alla criminalità organizzata 3 anni fa e sono 650 metri. Quindi a 650 metri da qui c'è un immobile che pochissimi anni fa è stato confiscato grazie alla legge che da qualche anno lo consente alla criminalità organizzata, un immobile che appunto veniva utilizzato in questo senso. Oggi, grazie al fatto che l'Agenzia Nazionale ha consegnato questo immobile al comune della città di Vicenza, è un luogo dove hanno trovato casa persone in grave difficoltà abitativa, quindi persone che avevano bisogno di una casa, avevano bisogno di un alloggio. Questo è da un lato un elemento, un campanello d'allarme forte, ma dall'altro anche un segnale di speranza, e cioè che impegnarsi, fare in modo che l'impegno poi si traduca anche in leggi, come in questo caso, ha un senso, ha una funzione, anche perché va a toccare le mafie laddove più fa male, e cioè dal punto di vista economico, della confisca, e dà però occasione e possibilità ai territori da questa confisca e da questo intervento di portare avanti del bene e quindi dare la possibilità, in questo caso delle famiglie, di avere una casa. E la seconda riflessione molto veloce è questa. Dei ragazzi e delle ragazze presenti in sala
delle studentesse e degli studenti non ce n'è neanche una che abbia potuto vivere per età, nel senso che fortuna loro sono nate dopo o nati dopo, la stagione delle grandi stragi di mafia. Io sono nato nel 1990, per cui ero un bambino nel momento in cui quella fase drammatica arrivò all'apice, ma ho avuto in questo caso, se volete, la fortuna, nel senso che l'ho vissuta nei percorsi scolastici, nei momenti in cui era più alta l'attenzione e anche la tensione su quei temi. Oggi il rischio è che sia un tema vissuto come distante, perché come si diceva prima, la mafia spara molto di meno, dal punto di vista dell'effetto, della risonanza pubblica c'è molta meno cassa di risonanza, però dal punto di vista dell'impatto, dell'influsso e anche del dolore che può portare anche nei nostri territori l'infiltrazione, o meglio la presenza mafiosa, non solo non è cambiato niente, ma anzi probabilmente oggi c'è molto di più ed è molto più forte anche nel nord del paese, anche nel Veneto, come è stato ricordato prima agli esponenti regionali. Per cui momenti come questi, che non siano soltanto una giornata, ma che siano il lavoro che è stato fatto nelle scuole, hanno esattamente questo senso. Fare in modo che il rumore di fondo che oggi c'è, quindi una condizione in cui questi non sono più temi costantemente all'attenzione, sia superato da un altro aspetto, dalla formazione costante, dal fatto di sapere che questi sono temi determinanti per la nostra vita, per il nostro territorio, per la legalità delle nostre città e della nostra regione. Quindi grazie ancora una volta ad Avviso Pubblico, alla Regione del Veneto, a Libera, per aver voluto non soltanto questa giornata, ma anche il percorso che ha accompagnato le studentesse e gli studenti in quest'anno scolastico. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, grazie Sindaco. Bene, grazie a tutte le personalità, rappresentanti di istituzioni che ci hanno portato i loro saluti non formali ma con dei passaggi significativi importanti, soprattutto rivolti a voi ragazzi e ragazze, che noi vi ringraziamo veramente tanto per aver partecipato a questo percorso e di essere qui stamattina. Allora, io chiedo di salire sul palco ai ragazzi del liceo Pigafetta di Vicenza, raccogliamoli con un grande applauso. Ricordo che ogni scuola ha 5 minuti di tempo per 2 minuti per raccontare il progetto e poi ci faranno vedere il loro lavoro. A seguire, dopo questa premiazione, assegneremo il primo premio Legalità e Sicurezza all'ispettore Giorgio Romano della Questura di Padova. Ci recheremo verso di lui perché ha avuto un infortunio e fa fatica a camminare, e quindi una scuola e una premiazione. Prego ragazzi, venite pure qua, presentatevi e ci raccontate il vostro lavoro. Buongiorno, sono Riccardo Marchioro della classe terza M del liceo Pigafetta di Vicenza e tra poco vi mostreremo un video preparato da 3 diverse classi del mio liceo: la classe terza CL che ha preparato i testi, la classe terza C che ha montato il video e la mia classe, la terza M, che ha preparato la musica. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Bianca della terza A classico e sono qui per presentare il video che abbiamo elaborato. In questo video abbiamo scelto di approfondire la figura di Domenico Gabriele. Domenico, nato e vissuto a Crotone, era solo un bambino, 11 anni, quando ha perso la vita a causa della mafia, o meglio, gli è stata strappata. Era un ragazzo allegro, solare, un bambino come tutti, amante del calcio, ed è proprio questa passione che lo porta, la sera del 25 giugno 2009, a trovarsi con amici in un campetto per giocare una partita di calcio. La stessa sera, in cui 2 sicari iniziano una sparatoria per colpire uno dei presenti, coinvolgendo appunto il piccolo Domenico. Questo è uno dei tanti volti della mafia, quei volti che magari sono meno conosciuti, si vedono di meno, ma purtroppo ci sono. Contro questa particolare facciata della mafia, i genitori di Domenico si battono da allora con la loro testimonianza e nel ricordo della sua scomparsa, come abbiamo deciso di fare anche noi. Grazie.
Allora, chiedo alla regia di farci vedere il video su Dodò Gabriele e mandiamo un pensiero alla mamma Francesca, che purtroppo è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, ma la pensiamo fortemente anche da Vicenza. State pure qua che guardiamo il vostro lavoro. La mafia ha braccia così lunghe che a volte riesce a stringere in una morsa forte, a tal punto da non potersene più liberare. E pertanto ci si chiede quando finirà questa agonia. Tra gli anni 90 e i primi anni 2000 era questo il pensiero degli abitanti di Crotone, città soggetta ai soprusi delle cosche mafiose dell''ndrangheta. Quest'ultime, infatti, si concentrarono soprattutto sul traffico di cocaina, sulle infiltrazioni negli appalti pubblici, sulle estorsioni, sul controllo dei porti. Il loro segreto per ottenere un successo di questo calibro? Il silenzio. Perché la paura talvolta può diventare un mezzo così potente da riuscire a controllare migliaia di voci. All'interno dei gruppi mafiosi, infatti, vige una legge non scritta, fatta di soprusi, mezze promesse e vendette. Questo è il codice d'onore, l'unico codice che non protegge, ma condanna. Secondo questa legge, solo individui coinvolti sarebbero soggetti a soprusi. Ciononostante, numerosi sono stati i casi in cui minori e uomini innocenti sono stati colpiti durante agguati e molteplici i bambini costretti a crescere in contesti malavitosi e ad essere coinvolti indirettamente nella vita mafiosa. Domenico Gabriele nasce nel 1998 e vive vicino a Crotone. È un ragazzo come tanti, ama il calcio, frequenta la scuola con impegno e trascorre il tempo libero con gli amici. La sera del 25 giugno 2009 partecipa a una partita di calcetto insieme al padre. Improvvisamente alcuni colpi di arma da fuoco interrompono il gioco. Un uomo muore sul campo e diverse persone restano ferite, tra cui Domenico, colpito gravemente. Dopo quasi 3 mesi di sofferenza, il ragazzo muore il 20 settembre. I responsabili vengono arrestati e condannati nel 2015. I suoi genitori, con grande dignità, continuano ancora oggi a testimoniare nelle scuole affinché tutti riflettano sulla violenza e sull'assurdità della mafia. Il dato di mortalità infantile causato dalla mafia ammonta a circa 126 minori e Domenico è solo un esempio di tutti quei bambini che sono morti ancora prima di iniziare a vivere. Tra tutte le altre giovani vittime rimangono infatti ancora impressi nella memoria collettiva Simonetta Lamberti e Giuseppe Letizia. In un tornado che tutto intrappola in quel vortice di tormento e desolazione, anche le anime più piccole e pure vengono inghiottite, spezzate, trascinate dal vento, verso un nulla che genera esclusivamente altro nulla. E noi non dobbiamo fuggire, ma batterci e riempire questo nulla, offrendo le nostre voci a tutti quelli a cui sono state strappate. Bravi, grazie per essere stati qui con noi. Grazie, davvero potete accomodarvi. Bene, passiamo adesso alla premiazione per il premio Legalità e Sicurezza a Giorgio Romano, che è ispettore appartenente alla Polizia di Stato, operante presso la Questura di Padova, ufficio Digos, seconda sezione investigativa. Credo che sia seduto lassù in alto. Ecco, lo stanno raggiungendo. Il vicepresidente Pavanetto consegna l'attestato. La motivazione del premio è la seguente: l'encomiabile attività condotta dall'ispettore Giorgio Romano della Digos di Padova ha permesso di stroncare una dinamica delittuosa che perdurava da almeno 20 anni nei confronti di un anziano sacerdote tratto in inganno da una giovane truffatrice che, approfittando dell'indole caritatevole e del buon cuore del prelato, con artifici e raggiri procurava al reverendo un danno ingiusto mediante l'appropriazione di continui ingenti somme di denaro fino a ridurlo all'indigenza e all'indebitamento. Grazie ispettore, eccolo lì. Grazie per essere qui con noi questa mattina, grazie del suo lavoro.
consegna l'attestato il vicepresidente Pavanetto. Grazie molte. Allora, proseguiamo la nostra giornata. Chiedo ai ragazzi dell'Istituto Da Collo di Conegliano di raggiungerci qui sul palco per presentare il loro lavoro. Dove sono i ragazzi? Eccoli lì. Perfetto. Venite. Li accogliamo anche loro con un grande applauso. Prego ragazzi. Venite. Eccoli, prego, benvenuti, presentatevi, presentateci il vostro lavoro. Prego, venite. Abbiamo deciso di parlare di Cristina Pavesi perché era una ragazza che insieme alla sua famiglia viveva a Conegliano. Conegliano è una città in provincia di Treviso ed è dove noi studenti del Da Collo studiamo e viviamo. Cristina era una studentessa di 22 anni di Conegliano che frequentava lettere all'Università Ca' Foscari di Venezia e sognava di finire gli studi e di costruirsi un futuro. Il 13 dicembre del 1990 però Cristina stava tornando a Conegliano ma rimase uccisa durante un assalto al treno Porta Valori a Vigonza, compiuto dalla Mala del Brenta. La sua memoria è stata soprattutto ricordata dalla zia Michela, zia di Cristina, ed è oggi ricordato dall'Associazione Libera, che oltre a lei ricorda anche le altre vittime di mafia. Quel 13 dicembre del 1990 Cristina stava tornando a Conegliano dall'Università di Bologna, dove stava parlando con un professore e aveva preso il treno Venezia-Padova, che passava anche per Vigonza. E proprio a Vigonza la Mala del Brenta, guidata da Felice Maniero, fece esplodere un treno portavalori con del tritolo, colpendo per errore anche il vagone dove viaggiava Cristina, uccidendola sul colpo. Oggi la sua memoria è ricordata anche nella casa delle associazioni di Cristina Pavesi a Compolongo, che è la ex casa di Felice Maniero. Inoltre abbiamo voluto ricordarla con una maglietta nel quale abbiamo scritto una frase, ovvero Cristina era una ragazza che amava lo studio e l'arte. Cristina è qui con noi, la memoria di Cristina è viva, Cristina è una vittima senza giustizia e l'abbiamo scritta sul retro della maglietta con una sua foto. Davanti invece abbiamo messo un cuore sul petto che è stilizzato, che racchiude una strada che si perde verso l'orizzonte, simbolo del cammino interrotto della vita di Cristina. E attorno a questo cuore ci sono vari simboli che raccontano la passione di Cristina, quali ad esempio i libri, le note musicali e riferimenti all'arte. Grazie. Ecco, i ragazzi, avete visto, hanno ricordato Cristina Pavesi, Matteo Toffanin, hanno fatto queste magliette e noi vi ringraziamo molto, ecco, per il lavoro che avete fatto. Avete anche un video da far vedere? Ah, avete un PowerPoint? Ok, perfetto, allora guardiamo anche il PowerPoint. E quest'oggi andrò a presentare la storia di Matteo Toffanin, un ragazzo veneto vittima di mafia negli anni 90. E Matteo Toffanin era un giovane diplomato che iniziava a lavorare per il suo futuro, ecco, iniziava i suoi primi lavori, ma il 3 maggio del 1992 fu vittima di un agguato sotto casa della fidanzata. E perché alcuni uomini spararono l'auto in cui si trovava, colpendolo alla testa e uccidendolo e ferendo anche la sua fidanzata. E abbiamo deciso di realizzare una maglietta in nome di Matteo Toffanin, anche con una frase che rappresenta un po' una risposta, ecco, alla sua morte. Ecco. E la frase è: il silenzio è buio, il ricordo è luce.
Abbiamo scelto questa frase perché il silenzio e l'indifferenza permettono alla mafia di restare nell'ombra. Ricordare le vittime ci permette di rendere il mondo migliore e opporci alla mafia. E spesso sentiamo una frase, ad esempio, in Veneto non c'è mafia, sono solo 4 mele marce e non uccidono. Ma è una frase del tutto falsa, perché la mafia, soprattutto negli anni 90, ha ucciso un sacco di vittime innocenti e ha distrutto famiglie uccidendo le vittime, ecco. E per questo è importante ricordare queste persone, ad esempio Matteo Toffanin, e continuare a raccontare la verità, perché il silenzio, spesso dettato dalla paura, non protegge nessuno, permette solo a queste realtà di continuare ad esistere. Grazie. Non restiamo in silenzio, quindi. Bene. Grazie ai ragazzi per il lavoro che avete fatto, per le magliette, per il PowerPoint. Vi prego, potete accomodarvi. Sono le 11, chiederei al Presidente Grasso se ci può raggiungere qui sul palco per portarci la sua testimonianza. Prego, Presidente, ben arrivato. Grazie mille per essere qui con noi. Autorità a tutte, ragazze e ragazzi, sono veramente felice di essere oggi qui con voi in questa giornata, che vedete è una giornata particolare, già vi è stato detto più volte. È la giornata della memoria, dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti di mafia, e anche la giornata dedicata a Diego Perón, un attivista di Libera che ho conosciuto in passato, ma soprattutto io penso che sia la vostra giornata, quella in cui voi diventate protagonisti di questa giornata, perché già avete anticipato alcuni dei lavori che avete fatto con questo percorso formativo che è stato promosso da Avviso Pubblico con la collaborazione di Libera Veneto, con il patrocinio del Comune di Vicenza. Ebbene, vi sono stati forniti materiali, voi li avete elaborati insieme ai vostri docenti, a cui vorrei fare un applauso, perché veramente loro sono coloro che vi spingono, vi formano alla vita, non solo vi danno conoscenze. E quindi con loro penso con il loro aiuto, con la loro collaborazione, avete realizzato questi lavori, utilizzando ormai questi mezzi multimediali, bravissimi, video, PowerPoint, insomma cose che noi boomer non è che usiamo con tanta facilità. Quindi siete bravissimi ormai nell'usare questi mezzi multimediali e devo dire che voi già oggi avete manifestato non solo la memoria, ricordando alcune vittime della mafia, ma anche l'impegno di andare avanti su questa strada e di poter diffondere quella che sono gli elementi per diventare cittadini attivi, responsabili, e anche per diffondere la legalità, la cultura della legalità. Voi siete già pronti perché vi siete immersi nello studio di questo fenomeno e avete percepito come riesce a condizionare la vita delle persone, certo con la violenza, con la paura, ma oggi, come vi è stato già anticipato, attraverso un'azione che non si vede ma che condiziona fortemente le nostre vite, l'economia, perché incide soprattutto nel campo degli affari. C'è un'insinuazione, un'infiltrazione negli appalti pubblici, nelle varie forniture, nelle concessioni, dovunque ci sia da lucrare denaro, di fare profitto, e attraverso dei mezzi assolutamente diversi, perché queste nuove tecnologie sono usate anche dalle mafie che
oggi sono all'avanguardia e si avvalgono di queste tecnologie proprio per nascondersi, per non farsi vedere, per usare piattaforme dove non si può accedere, server appunto anche questi inarrivabili, le criptovalute, le tecnologie che bloccano i sistemi informatici delle aziende. Bene, tutto questo perché c'è la mafia che ottiene anche del consenso e della forza, del supporto da persone esterne alle organizzazioni mafiose. E quindi noi dobbiamo creare una società che dice no a tutto questo e che non collabora o dà il consenso per avere dei privilegi, per poter ottenere delle scorciatoie, per poter ottenere dei piccoli vantaggi che poi fanno entrare dentro un sistema criminale dal quale non si esce più. Vedete, io ho tanta esperienza, tante storie, e voi avete già incominciato a percepire cos'è la legalità, perché vedete, spesso la legalità viene definita come un insieme di regole che bisogna rispettare, così come le leggi che si devono rispettare solo per evitare una punizione. Ebbene, la legalità è qualcosa di più, è perché è la cultura della legalità e va oltre il rispetto delle regole, è un sistema di comportamenti che deve tendere all'affermazione della dignità delle persone, dell'esercizio dei diritti, del rispetto del reciproco tra le persone, il rispetto dell'ambiente, solidarietà verso le persone fragili. Insomma, è un sistema complesso che deve diventare un metodo di convivenza civile. Ecco, agire insieme in una comunità per il bene comune è questo quello che ci può rendere più liberi, perché vedete, le mafie sono la negazione di tutto questo, la negazione dei principi di libertà, di democrazia, di giustizia, di ricerca della verità, e questo già lo avete compreso facendo questi lavori. Ebbene, le mafie sono la negazione e quindi noi, ecco perché ogni anno abbiamo il dovere, ma non solo una giornata all'anno, ma voi avete dimostrato con il lavoro di tutto l'anno di avere questa memoria ravvivata e di questo impegno per poter formare, contribuire a formare appunto una società migliore. Insomma, che società vogliamo? La società in cui vince il più forte o la società in cui si hanno più diritti, i diritti siano uguali per tutti? Questa è una scelta che bisogna fare, è una scelta quotidiana, perché vedete, la legalità è fatta anche di piccole cose. Incominciare a partecipare alla formazione di una società migliore è un qualcosa che ci renderà più liberi. Quindi la legalità non è una privazione di libertà, è anzi l'affermazione della libertà di tutti, però, perché dovete comprendere che la libertà di ciascuno deve essere limitata e deve essere partecipata e condizionata dalla libertà degli altri. Ecco, quindi vivere in comunità significa proprio questo, esercitare il bene comune. Ebbene, io ho tante storie che mi hanno portato a impegnarmi nella mia vita nel combattere questo fenomeno della mafia, perché quando avevo la vostra età già mio padre mi raccontava una storia di un bambino, di un ragazzo di 13 anni che viveva a Corleone, un paese ben noto dalle cronache di mafia. Bene, viveva a Corleone e come tutti i ragazzi sarebbe dovuto andare a scuola, e invece questo ragazzo, per la povertà della famiglia, doveva aiutare il padre nei lavori agricoli e soprattutto le notti d'estate stava sulle colline sopra Corleone a custodire un gregge, un ovile che era proprio della famiglia, per evitare che gli animali notturni potessero aggredire appunto gli animali che erano dentro l'ovile. Bene, questo ragazzo una notte incomincia a sentire dei rumori strani per quei luoghi. Senti il rumore di un'auto che si arrampica lungo i sentieri scoscesi della collina
e alla luce dei fari abbaglianti vede delle ombre gigantesche che lo impauriscono, poi sente questo ragazzo delle persone che ne picchiano un'altra, poi dei colpi di pistola, ebbene si spaventa, ha paura di essere coinvolto, di essere scoperto e quasi dalla paura sviene. Il giorno dopo il padre lo va a riprendere all'ovile per portarlo al paese e questo ragazzo continua a raccontare quello che aveva visto. Il padre è un povero contadino ignorante, ritiene che il suo figlio sia quasi impazzito, che abbia sognato qualcosa, che racconta un incubo notturno e lo porta in ospedale. Non sa che il direttore sanitario di quell'ospedale era il capo della mafia di Corleone di quel tempo, un certo Michele Navarra. Bene, quel bambino continua a raccontare quello che ha visto, durante la notte gli fanno un'iniezione e muore. Poi si ricollega la sua morte a quello che era avvenuto nel paese la notte prima. Era avvenuta la scomparsa di un sindacalista, un personaggio, un giovane che cercava di difendere i diritti degli agricoltori, a cui andava distribuita la terra incolta che invece i proprietari terrieri continuavano a tenere per sé, protetti dalla mafia che lucrava su questi terreni. Bene, quindi si collegano i fatti, però per l'omertà della gente nessuno si fa avanti per aiutare queste indagini, finché non arriva un baldo capitano dei carabinieri, un certo Carlo Alberto della Chiesa, mandato lì per combattere il brigantaggio, che si interessa della vicenda e incomincia a fare delle indagini e scopre chi è stato. 2 dei 3 che hanno fatto quel delitto, che hanno fatto scomparire quel sindacalista che si chiamava Placido Rizzotto, bene, 2 di questi confessano e hanno detto che non solo lo hanno ucciso, ma hanno fatto scomparire il cadavere buttandolo in una foiba vicino alla Rocca Busambra, sopra Corleone. Bene, e si fanno ulteriori indagini, si va al processo, la mafia interviene, fa revocare, fa rimangiare tutto quello che avevano detto a questi 2 che avevano confessato e il processo si conclude con l'assoluzione per insufficienza di prove. Il terzo, che non era stato nemmeno arrestato, era un certo Luciano Liggio, che rimane latitante e che poi anche lui sarà un personaggio importante nelle cronache della mafia, nella storia della mafia. Bene, questa storia raccontata da mio padre quando io avevo la vostra età mi ha fatto capire cosa sono le mafie e quali sono le caratteristiche. Prima di tutto si nascondono dietro persone assolutamente insospettabili. Il direttore sanitario di un ospedale, pensate. Quindi possono essere in mezzo a noi, nella nostra società. Secondo, uccidono, eliminano coloro che difendono i diritti dei cittadini, i diritti che dovrebbero portare a una migliore vita, a superare la povertà, la fame. Ebbene, mentre c'è una mafia che protegge i potenti e si arricchisce alle spalle sia dei potenti sia che dei poveri. E se c'è qualcuno che contrasta, lo elimina. Terzo, spesso la giustizia, nonostante tutti gli sforzi, nonostante sia rappresentata da persone meravigliose, come appunto dalla Chiesa che riesce a cercare la verità, non raggiunge il suo scopo di punire i responsabili. Quarto, l'omertà del paese che fa in modo che le indagini non vengano appoggiate dal resto dei cittadini. Quinto, un povero bambino, un ragazzo che ha visto soltanto avvenire un fatto e ha partecipato come testimone, che perde la vita soltanto per questo. Ebbene, mio padre mi diceva, commentando questo racconto, stai attento, qualcuno potrebbe dire: poverino, quel bambino si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. No, mi diceva mio padre, sbagliato non è quel bambino, ma il posto, ma sbagliata è la mafia e noi dobbiamo sempre fare di tutto per contrastarla. Questa è stata questa storia che mi ha spinto, quando poi sono cresciuto, a avere come mio obiettivo proprio di combattere questo fenomeno, così come questo stesso obiettivo hanno avuto
Falcone, Borsellino, coloro che insieme a me hanno combattuto facendo quel maxi processo contro la mafia, che è stata la prima svolta dello Stato nella lotta contro la mafia. Pensate, fino ad allora, nonostante tanti omicidi, si diceva che la mafia non esisteva, che era frutto di una realtà romanzesca ideata da un autore come Mario Puzo, che aveva scritto il libro Il Padrino. Bene, quindi finalmente con queste indagini fatte dai magistrati e con l'aiuto anche, oltre alle indagini fatte nelle banche, cercando di trovare le connessioni fra i vari soggetti, con l'aiuto anche di coloro che collaborano con la giustizia, che passano e fanno una scelta di stare dalla parte della giustizia, i collaboratori appunto di giustizia, con loro si sono finalmente potuti fare i processi, avere le prove per combattere questo fenomeno, per condannare le persone responsabili. Quel processo si è concluso allora con 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere, 11 miliardi e mezzo di lire di multa, insomma, e finalmente si è capito cos'era la mafia e come si poteva combatterla non solo con la repressione dei processi, con l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, ma bisogna combatterla anche con l'aiuto dei cittadini. Bene, questa storia ha cambiato la mia vita. Ecco, una delle vittime della mafia che è stata importante per me, e ricordo sempre, quindi la memoria è importante perché, come ho potuto vedere anche dai vostri lavori, la memoria emoziona, fa partecipare, vi rende partecipi per poi attuare quell'impegno che vi si richiede. Ebbene, è questa la legalità, quindi la legalità che deve essere qualcosa di diffusa fra tutti i cittadini, perché negando qualsiasi aiuto, come diceva Paolo Borsellino, che la lotta alla mafia deve essere frutto di un movimento culturale che ci coinvolge tutti, per sentire il fresco profumo della libertà rispetto al puzzo del compromesso, al puzzo dell'indifferenza, della rassegnazione, al puzzo della contiguità, che è anche complicità per chi sta lontano, chi sta indifferente, chi sta in silenzio, e quindi significa che dobbiamo partecipare attivamente, partecipare e dire quando vediamo qualcosa di ingiusto, qualcosa che assolutamente non può andare avanti, bisogna farlo. Io ho questo percorso di legalità che voi avete fatto per me è molto indicativo e continuo a supportare questi percorsi, perché ho avuto l'esperienza di alcune bambine, una di 11 e una di 13 anni, che avevano tutte e due i genitori arrestati per mafia, perché il padre era capo di un clan mafioso, la madre portava i messaggi al di fuori del carcere al resto del clan mafioso. Ebbene, queste due bambine, quando la madre viene scarcerata, inducono la madre a collaborare con la giustizia, proprio perché avevano fatto un percorso di legalità, perché dicono: noi non possiamo più vivere in questo contesto, ci chiamano le mafiose perché abbiamo avuto i genitori tutti e due arrestati per mafia, non ci parlano più, come se avessimo una malattia infettiva. Ebbene, convincono la madre, che dice: ma se io collaboro dirò qualcosa contro vostro padre. Ebbene, la forza della legalità è stata tale da convincere, da parte di due bambine, una di 11 e di 13 anni, di convincere la madre a collaborare con la giustizia. E poi ho tentato anche di far collaborare il padre attraverso un colloquio di queste bambine che, piangendo, imploravano il padre di collaborare anche lui. Bene, questo risultato mi dà la forza di andare avanti su questi percorsi di legalità, di incontrare i giovani e quindi di poter finalmente, attraverso questa fondazione Scintille di Futuro, che perché si chiama Scintille? Già oggi è stata evocata la luce. Bene, la luce può essere fatta, la luce che ritaglia il buio, e basta anche una scintilla per fare questa luce.
Ebbene, io ricordo che questo diciamo, scintille di futuro nasce da un mio momento particolare con Giovanni Falcone. Il momento in cui mi trovavo con lui su un aereo, mise una mano in tasca, tirò fuori un accendino d'argento e mi disse: sai, questo è un oggetto prezioso, ci tengo moltissimo, ma ho deciso di smettere di fumare e tu me lo devi tenere per togliermi una tentazione, non te lo sto regalando, me lo devi solo custodire e se dovessi decidere di riprendere a fumare me lo dovrai restituire. Ebbene, poi dopo le stragi io ricordo che corsi verso l'ospedale dove era stato portato Giovanni Falcone e quando arrivai vidi Paolo Borsellino che entrava nei locali del pronto soccorso e dopo un po' lo vidi uscire e dal suo viso capii che per il nostro amico Giovanni non c'era più niente da fare. E ricordo che ci abbracciammo con Paolo Borsellino che non sapeva che 57 giorni dopo la strage di Capaci sarebbe stato anche lui colpito dalla strage di Via D'Amelio. Bene, ricordo le sue parole: una parte della nostra vita è andata via. E poi mi recai a casa e ripensai a quell'accendino che dovevo tenere sempre a disposizione di Giovanni Falcone, pronto a restituirglielo, e decisi di tenerlo sempre con me perché quell'accendino mi basta sfiorarlo, tenerlo in tasca e mi dà la forza di portare avanti quelle che sono le idee, i valori di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino. Ebbene, io spero che la scintilla di quell'accendino possa accendere il vostro futuro, possa accendere delle fiaccole che potete portare avanti sulle vostre gambe insieme alle idee e ai valori di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Ecco l'accendino, ecco la scintilla del futuro. Grazie ragazzi. Grazie Presidente, le chiedo se si ferma qualche minuto solo con noi. Grazie, grazie di cuore, lei è un testimone. Grazie ragazzi. Se si ferma. Poi mi scusate ma poi devo andare. Un attimo solo Presidente, grazie dicevo perché lei proprio è la testimonianza vivente di quella capacità dello Stato di sconfiggere le mafie. Le chiedo qualche minuto perché diamo il premio a 3 rappresentanti delle forze di polizia. Il primo è il vice ispettore Paolo Miatto della Questura di Venezia, che chiederei gentilmente di raggiungerci sul palco. Sì. Prego. Sentiamo la motivazione. Prego, ci accomodiamo qui. Il vice ispettore Paolo Miatto, coadiuvato dal vice ispettore Fabrizio Pittis, dall'assistente capo coordinatore Alessandra Iacuitto, dall'assistente capo coordinatore Angelo Giovanni Rizzo, dall'assistente capo coordinatore Walter D'Amico, dall'assistente Simone Addesse, dall'agente Danilo Farucci, dal vice ispettore tecnico Matteo Masiero e dal vice ispettore tecnico Daniele Villanini, quali componenti della squadra investigativa della Mobile di Venezia, dimostrando elevata professionalità, non comune acume investigativo e significativo spirito di abnegazione nello svolgimento di una complessa attività di polizia giudiziaria che si è protratta per diversi mesi, ha consentito di individuare e trarre in arresto gli autori di un furto di ingente valore perpetrato con artifizi e raggiri ai danni di persone anziane particolarmente vulnerabili, contribuendo in modo determinante al ripristino del senso della sicurezza nella collettività e riscuotendo il plauso dell'autorità giudiziaria e della cittadinanza. Grazie, si fermi pure con noi. Chiederei adesso di raggiungerci sul palco il sovrintendente capo Mauro Sacchet della Questura di Belluno. E poi Francesco Silvestri della Questura di Belluno, agente scelto Francesco Silvestri. Eccoli. Ne approfitto mentre salgono i nostri ospiti sul palco per dirvi che oggi stiamo registrando tutta la cerimonia che verrà caricata sul portale www.grmiveneto.it, quindi tutto ciò che succede oggi a Vicenza tra poche ore sarà visibile
sulla rete in qualsiasi parte del mondo. Sentiamo le motivazioni, prego. Questa è la motivazione. L'attività peculiare e meticolosa espedita dal sovrintendente capo Mauro Sacchetti, coadiuvato dagli operatori della sezione cibernetica di Belluno, il sovrintendente Massimo Specia e l'assistente capo coordinatore Marzia Chittaro, è consistita in primis nell'intervento tempestivo che ha permesso di bloccare un trasferimento illecito di denaro, seppur istantaneo, e successivamente di identificare il malvivente, resosi responsabile di un reato predatorio particolarmente insidioso, commesso ai danni di una coppia di anziani e determinando la restituzione della somma asportata a favore degli aventi diritto. L'agente scelto Francesco Silvestri, coadiuvato dalla terza sezione della mobile di Belluno, ha dimostrato notevole capacità investigativa che ha permesso di identificare 2 soggetti dediti all'estorsione e alla truffa nei confronti di persone fragili e vulnerabili perché anziani, grazie ad un'intensa attività investigativa, doti operative e lodevole determinazione, anche in condizioni ambientali particolari, permettendo la cattura dei criminali in luoghi molto affollati e il recupero dell'intera refurtiva. Bene, grazie, complimenti. Grazie anche ai colleghi di questi agenti che sono qui presenti in sala. Presidente, grazie per essere stato con noi, sappiamo che adesso ha un altro impegno. Grazie a lei, agli agenti delle scorte, grazie per essere stato con noi. Salutiamo il Presidente Grasso con un grande applauso. Grazie. La prossima volta. Allora, chiederei ai ragazzi del liceo scientifico Paleoccapa di Rovigo gentilmente di raggiungerci qui sul palco per presentarci il loro lavoro. Dove siete, ragazzi? Eccoli che stanno arrivando. Prego. Eccoli. Poi faremo un'altra premiazione e si preparano i ragazzi dell'Istituto Battista Alberti di Abano Terme. Prego. Eccoli che stanno arrivando. I ragazzi hanno avuto la testimonianza di Elena Borsellino nella loro scuola e hanno fatto un lavoro su Silvano Franzolin, che era un carabiniere proprio nato in provincia di Rovigo. Prego ragazzi, vi presentate e ci presentate il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, siamo la classe 4 CSA del liceo scientifico Paleoccapa di Rovigo e siamo qui per onorare la memoria di Silvano Franzolin, appuntato dei carabinieri, caduto nella strage della Circonvallazione. Attraverso questo filmato vogliamo ricordare il suo coraggio e il legame del nostro territorio con la lotta alla mafia. Grazie per l'attenzione e buona visione. Grazie, guardiamo, prego la regia, guardiamo il video sulla storia di Silvano Franzolin.
Grazie ai ragazzi del Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo. Adesso passiamo alla premiazione di 3 rappresentanti della Questura di Padova. Chiederei di salire qui sul palco e ringrazio anche i colleghi che li hanno accompagnati, il sovrintendente Andrea Dallamutta della Questura di Padova, il vice ispettore Gaetano Orsini, sempre della Questura di Padova, e l'ispettore Michele Scarascia della Questura di Padova. Li accogliamo anche loro con un grande applauso. E chiederei alla consigliera Lanzarin di raggiungerci qui sul palco per consegnare gli attestati e adesso sentiremo le motivazioni. Grazie. Allora, Buongiorno, ben arrivati, prego, mettetevi pure qui, che per la foto di rito. Prego, consigliere. Cominciamo con Andrea Dallamutta, sovrintendente appartenente alla Polizia di Stato, operante presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova. L'operato del sovrintendente Andrea Dallamutta, che ha condotto con rigore e professionalità una complessa attività di polizia giudiziaria, ha permesso di accertare una grave e articolata truffa commessa nei confronti di un 65enne che lo aveva portato ad operare un bonifico di 80.000 euro. L'indagine ha evidenziato le capacità investigative, l'attenzione al dettaglio e la preparazione professionale del sovrintendente, che ha saputo affrontare con elevata competenza un contesto delicato e di non semplice gestione, riuscendo a garantire la restituzione all'anziano truffato dell'ingente somma di denaro che considerava ormai perduta. Continuiamo con Gaetano Orsini. Il vice ispettore Gaetano Orsini conduceva una complessa e brillante attività di indagine che ha consentito l'identificazione di un soggetto dedito alle truffe ad anziani nel nord Italia e nel luglio 2025 procedeva al suo arresto in flagranza di reato in occasione dell'ennesimo episodio delittuoso consumato a Padova, recuperando tutta la refurtiva che veniva subito restituita alle vittime. Ad esito di tutta l'attività, che ha consentito di ricostruire 7 episodi commessi dal medesimo soggetto in varie province, l'autorità giudiziaria emetteva ordinanza cautelare in carcere nei confronti del truffatore. Michele Scarascia, ispettore appartenente alla Polizia di Stato, operante presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova. L'ispettore Michele Scarascia, coadiuvato dall'assistente capo coordinatore Matteo Battagliarin, dall'assistente Federico Ariosto Fadda, dall'agente Primiano Del Buono e dall'agente Francesco Cosentino, ha condotto con rigore e professionalità una complessa attività di polizia giudiziaria che ha permesso di sgominare una banda dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che, utilizzando il metodo mafioso, percepiva illecitamente ingiusti guadagni. Tutelando nel contempo la sicurezza pubblica e la dignità delle persone, l'attività espletata ha evidenziato spiccate capacità investigative, spirito del dettaglio e dell'iniziativa, operando con elevata competenza in un contesto delicato e di non semplice gestione. Bene. Grazie, molte grazie consigliere. Bene. Procediamo con la presentazione del lavoro fatto dall'Istituto Leon Battista Alberti di Abano Terme. Chiedo ai ragazzi di raggiungerci qui sul palco. Eccoli. Eccoli che stanno per arrivare. Poi faremo un'altra premiazione e successivamente alla premiazione chiedo di prepararsi ai ragazzi dell'Istituto Marco Polo di Verona. Eccoli. Ben arrivati, ecco i ragazzi dell'Istituto Leon Battista Alberti. Prego, presentatevi e raccontateci la vittima di cui avete ricostruito la storia. Grazie. Buongiorno, siamo Alessio e Benedetta dell'Istituto Alberti di Abano. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare la mamma di Marcella di Levrano. Descrivere la vita di questa ragazza è impossibile in pochi minuti
Perciò vi invitiamo a leggere la sua storia sul sito di Libera. La sua testimonianza ha permesso ai magistrati di istruire il primo processo contro la Sacra Corona Unita. Noi però abbiamo avuto il privilegio di leggere alcune pagine dei suoi diari. Nel video sentirete infatti dei nostri compagni leggere una pagina di questo diario. Chiedo alla regia di far vedere il video. Ho paura di tutto, una vita distrutta, una felicità mai vissuta, il pianto, la disperazione, l'impossibilità di fare qualcosa, di lottare contro il buio, il silenzio. C'è un muro da abbattere. Con il sorriso, sempre, ovunque. Continuare a raccontare storie, con il cuore colmo di speranza, per non dimenticare, mai. Vedo tanta gente che soffre, ognuno ha il proprio dolore. Non è la materia che fa la ricchezza, se lo spirito è vuoto. La vera ricchezza, l'amore. Combattere contro un nemico più grande di noi, mettere a rischio la nostra vita. Quanto coraggio serve per salvare altre vite. I fiori sono stati recisi, le radici mai spezzate, il sangue versato è l'inchiostro con cui scriviamo il futuro. Ricordare è un atto di libertà, un dovere civile, dare colore ad un muro fatto di omertà e ingiustizie. La vita continua a crescere, il dolore è diventato resistenza, l'amore non muore. Grazie per questo bel video. Loro hanno avuto come ospite la mamma di Marcella di Levrano e quella frase, la mafia teme più la scuola che la giustizia, è di una persona che vorrei ricordare stamattina insieme a voi, Antonino Caponnetto, che è stato il magistrato che dopo la morte di Chinnici creò il pool antimafia con tutta la storia che poi sappiamo. Bene, adesso chiederei al consigliere Giampaolo Trevisi di raggiungerci qui sul palco e diamo il premio Legalità e Giustizia all'ispettore Gianmarco Simonetto della Questura di Padova. Eccolo, lo accogliamo con un applauso. Ben arrivato, grazie per essere qui. E leggiamo anche la motivazione di questo premio. Avviciniamoci qui, per favore. Prego, avvicinatevi qui. Gianmarco Simonetto, ispettore appartenente alla Polizia di Stato, operante presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova, sezione misure di prevenzione personale. L'ispettore Gianmarco Simonetto ha dimostrato elevato senso dello Stato, profonda dedizione al servizio e costante impegno nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica, fornendo un rilevante contributo nel contrasto della criminalità diffusa attraverso un'azione operativa costante e capillare, dimostrando elevate capacità investigative e organizzative. Nella brillante attività di indagine espletata nel 2025 si è particolarmente distinto nell'efficace attività di prevenzione e contrasto dei reati in danno delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, dei gruppi giovanili e delle persone anziane, contribuendo in modo significativo alla protezione delle vittime e al rafforzamento della fiducia nei cittadini e nelle istituzioni. Grazie. Ispettore, complimenti.
Ringraziamo anche il consigliere Giampaolo Trevisi, che fino a qualche mese fa era il direttore della scuola di polizia di Peschiera del Garda e quindi ha formato tanti agenti della Polizia di Stato. Bene, ora chiediamo ai ragazzi dell'Istituto Marco Polo di Verona, per favore, di venire qui e per presentarci il loro lavoro. Poi faremo un'altra premiazione e chiedo ai ragazzi del liceo Corradini di Tiene di prepararsi. Ecco, accogliamo i ragazzi del Marco Polo di Verona, prego. Eccoli qua. Prego. Presentatevi e raccontateci la vittima innocente di mafia che avete scelto di rappresentare. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca e rappresento i miei compagni delle classi terza I e quarta C dell'Istituto Marco Polo di Verona. I nostri lavori sono dedicati alla vittima di mafia Antonio Montinaro, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1993, assieme al giudice Falcone, alla moglie e a tutta la scorta. La poesia Sogni rubati verrà recitata dopo aver visto sullo schermo le immagini di un video che sintetizza la vita di Antonio Montinaro ed evidenzia, tramite il suono di un boato, la cesura tra prima e dopo la strage di Capaci, oltre alla testimonianza dei suoi familiari. Grazie. Quindi guardiamo il video e poi sentiamo anche la poesia. Prego. Decine di sogni rubati, quel giorno sull'autostrada di Capaci. Hanno provato a strappare la pagina, con un vuoto cascò sulla terra, ma l'inchiostro del sangue non si macchia, diventa un grido che vince la guerra. Stavo in quell'auto come un soldato al fronte, ben sapendo del rischio della morte. Nel buio del vetro cercavo il nemico, per proteggere un uomo, un giudice, un vero amico. Guidavo l'auto con il cuore nel petto, facevo la guardia con grande rispetto, però mai quel giorno mi sarei aspettato che con i miei figli non avrei più giocato e mia moglie negli occhi più guardato. Mia madre pensava, quando ero bambino, a quanto fosse duro per me ogni mattino. A scuola non ero certo il primo della classe, ma lei era fiera, qualunque cosa accadesse. La prima donna che mi ha insegnato ad amare, desiderava tanto vedermi diplomare. Oggi piange in silenzio pensando alla mia anima, e di tenermi stretto ogni istante si immagina. Quel giorno funesto non ero di turno, e adesso non posso più fare ritorno. Sotto il cielo chiaro di una terra ferita, la speranza cammina e implora la vita. Quest'oggi combattiamo perché la mafia abbia fine, ma il nostro Antonio Montinaro vive.
Antonio Montinaro, eri un uomo semplice ma coraggioso, con un sorriso che sapeva proteggere più di 1000 abbracci. Hai scelto di restare, di difendere ciò che era giusto, anche quando la paura faceva tremare l'aria. A Palermo il tuo nome non è solo memoria, ma un esempio che ci insegna ogni giorno a non voltare lo sguardo. E noi ragazzi oggi proviamo a essere un po' più forti, grazie a te. Grazie molte ragazzi. Vorrei solo dirvi, avete visto una foto di una donna a fianco a Don Luigi Ciotti. Quella signora si chiama Carmela ed è la mamma di Antonio Montinaro ed è la signora grazie alla quale esiste la giornata della memoria e dell'impegno, perché lei un giorno disse a Don Ciotti: ma perché al telegiornale dicono che hanno ucciso il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e non dicono il nome di mio figlio, Antonio Montinaro, insieme a quello a Rocco Dicillo e Vito Schifani. E da quel giorno, grazie a Carmela Montinaro, possiamo celebrare questa giornata. Quindi vorremmo ricordare lei e la sua famiglia. Così come quella macchina inscatolata che avete visto nella teca di vetro era l'auto su cui viaggiava Antonio Montinaro e i suoi colleghi. Facevano parte di una squadra che si chiamava Quarto Savona 15. Quella macchina per tanti anni è stata davanti alla scuola di polizia di Peschiera e oggi per fortuna quella macchina è diventata una macchina itinerante e non è un simbolo di morte, ma è un simbolo per noi di memoria, ma soprattutto di impegno. Grazie ragazzi per aver ricordato Antonio Montinaro e altri suoi colleghi. Chiederei adesso al consigliere Paolo Galeano di raggiungerci sul palco perché diamo il premio Legalità e Sicurezza all'ispettore superiore Gianluca Marchi della Questura di Rovigo. Prego, si raggiunge qui sul palco. Buongiorno consigliere, ben arrivato, grazie. Ascoltiamo la motivazione di questo importante premio e chiedo poi ai ragazzi del liceo Corradini di Tiene di prepararsi già di raggiungerci qui a fianco. Buongiorno. Gianluca Marchi, prego. ispettore superiore appartenente alla Polizia di Stato, operante presso la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rovigo. Ecco la motivazione. Dimostrando elevata professionalità, spiccato acume investigativo e alto senso del dovere, l'ispettore superiore Gianluca Marchi, al comando della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rovigo, ha svolto con ottimi risultati un'importante attività repressiva in contrasto alla pedopornografia online, oltre che ad un'intensa attività di preventiva in qualità di relatore a conferenze in materia di sicurezza informatica e frodi online agli anziani. In particolare, nel giugno 2025 ha coadiuvato gli ufficiali carabinieri di Badia Polesine, permettendo di sventare una truffa perpetrata con la tecnica dello spoofing, che aveva indotto un cittadino ad effettuare un bonifico di 95.000 euro a favore di malfattori. La tempestiva e brillante attività del candidato ha consentito di bloccare il conto di destinazione con conseguente disponibilità dell'intera somma alla vittima della truffa, infliggendo così un duro colpo all'organizzazione criminale. Grazie e complimenti. Grazie. Chiedo ai ragazzi, ecco, sono già qui del liceo Corradini di Tiene, li accogliamo anche loro con un grande applauso. Loro hanno avuto Rocco Mangiardi come persona che è andata nelle loro scuole. Prego, raccontateci il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, siamo Carolina e Vittoria della quarta BSU Scienze Umane e della seconda B Scientifico ed oggi rappresentiamo il liceo Corradini di Tiene. Per raccontarvi il progetto che abbiamo vissuto con Libera Veneto abbiamo scelto di creare un profilo Instagram, ma quel profilo è solo la punta dell'iceberg. È il mezzo che abbiamo usato per dare voce a ciò che ci ha colpito durante gli incontri con i testimoni di giustizia. La cosa che ci ha toccato di più non è stata tanto la cronaca giudiziaria, ma il lato umano. Abbiamo incontrato persone che hanno avuto il coraggio di dire basta ai soprusi, rischiando molto per cambiare un sistema ingiusto. Ascoltandole abbiamo capito che la lotta alla mafia non è qualcosa di lontano, ma riguarda tutti noi da vicino. Abbiamo riflettuto anche sulle storie delle vittime innocenti. Spesso i loro nomi rischiano di essere dimenticati, diventando solo notizia. Invece abbiamo capito che ricordarli è un modo per rispettarli e per non lasciare che il loro sacrificio venga dimenticato.
Questa esperienza ci ha insegnato una cosa fondamentale. La criminalità cresce quando le persone si girano dall'altra parte. Al contrario, la legalità si costruisce ogni giorno, anche con piccoli gesti, scegliendo di non restare in silenzio davanti alle ingiustizie. Per questo non ci siamo fermati al profilo Instagram, siamo andati anche nelle classi della scuola a presentare il progetto, raccontando loro le storie delle vittime che abbiamo scelto, soffermandoci su ciò che la mafia ha distrutto: una vita, una famiglia, una comunità. Custodire queste storie significa impegnarsi perché nessuno si senta più solo davanti al male. Con il nostro progetto abbiamo voluto creare uno spazio dove tutto questo possa arrivare a voi, perché la memoria non sia solo un ricordo del passato, ma una guida per il presente. Abbiamo il video. Grazie ragazze, guardiamo il video, prego dalla regia. Io voglio vedere. Io voglio sentire. Io voglio parlare. Giuseppe Di Matteo. È colpa sua se io ho perso il mio bambino. Se ha sbagliato a pentirsi. Ha sbagliato ad essere mafioso. Ha sbagliato prima. Mamma di Giuseppe. 11 gennaio del 1996. Un'infanzia spezzata e un futuro rubato dalla mafia. Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. Giuseppe non aveva colpe, meritava di crescere. Lea Garofalo. Per me è un giorno triste, ma la forza me l'hai data tu, mamma. Se è successo tutto questo è stato solo per il mio bene. Denise, figlia di Lea. 24 novembre 2009. Tradita dalla sua stessa famiglia. Tradita dal suo compagno. Lei è morta per la libertà della sua figlia Denise. Il silenzio protegge la mafia. Marco Padovani. Marco Padovani era un ragazzo veronese, la cui vicenda racconta una tragedia che ha stravolto la vita e la serenità di una famiglia intera, spazzata via dalla crudeltà dell''ndrangheta. Il 13 dicembre 1982 venne rapito e venne poi liberato dopo 160 giorni, ma il dolore di quei lunghissimi giorni non l'ha mai abbandonato. Aveva cercato di riprendere a vivere, ma non ce l'ha fatta. A pochi giorni dall'anniversario della sua liberazione si è tolto la vita. Questo è il suo ultimo pensiero, lasciato scritto su un bigliettino. Non credevo che l'esaurimento nervoso fosse una bestia così brutta. Vado a cercare la pace in un altro mondo, vado a Bardolino, un posto che come nessun altro mi ha dato pace. Cristina Pavesi. 13 dicembre 1990. Sul treno di ritorno dall'università il boato di un'esplosione risuona. Muore sul colpo a 22 anni. Tu non far finta di nulla, anche lei era innocente. Cristina era piena di voglia di vivere e di fare. Aveva sempre tanti impegni e tante passioni. Una tesi da scrivere e il sogno di trasferirsi a Bologna. Questa era Cristina, con i suoi sogni e i suoi progetti proprio lì, davanti a lei. Poi un'esplosione. Si trovava sul treno Bologna-Venezia di ritorno dall'università, quando il boato di un'esplosione investì il treno di Cristina. Morì sul colpo a 22 anni. Bravissimi, grazie davvero a voi, i vostri insegnanti. Allora chiederei ai ragazzi dell'Istituto Luzzatto di Portogruaro di prepararsi di venire qui e nel frattempo chiederei all'assessore Pavanetto se ci raggiunge qui sul palco, perché premiamo l'ispettore Sebastiano Salemi della Questura di Verona e ringraziamo anche i suoi colleghi che sono qui presenti in sala. Prego. Sentiamo anche le motivazioni. Prego, pure qui. Buongiorno, prego. Sebastiano Salemi, ispettore appartenente alla Polizia di Stato, operante presso la squadra mobile della Questura di Verona. Dimostrando particolare acume investigativo, elevate attitudini gestionali e operative, l'ispettore Sebastiano Salemi, coadiuvato dal personale della Questura di Verona, costituito dall'assistente capo coordinatore Patrizio Marzullo, dall'assistente capo coordinatore Massimo Montagnier, dall'assistente capo coordinatore Alberto Biondan, dall'agente scelto Davide Inserra, dall'agente scelto Matteo Galizzi e dall'agente Andrea Costantini,
In qualità di capo sezione ha condotto una rapida strategia operativa di polizia particolarmente articolata e delicata, che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di una truffa perpetrata ai danni di un'anziana signora, facendo leva su inganni psicologici e sfruttando la vulnerabilità della vittima, la fiducia nelle autorità e la fragilità della sua solitudine. Grazie e complimenti. Grazie. Allora, i ragazzi dell'Istituto Luzzatto di Portogruaro, con i quali accogliamo con un grande applauso. Si preparino i ragazzi dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice. Buongiorno ragazze, ben arrivate. Se vi presentate ci dite il lavoro che avete fatto. Buongiorno a tutti, sono Martina Colonna dell'Istituto Isis Gino Luzzatto di Portogruaro. Oggi vi presentiamo un progetto che abbiamo realizzato come classe sul tema della mafia del Brenta, più in particolare concentrandoci sulla storia di Cristina Pavesi. Per realizzare il video abbiamo fatto delle interviste parlando con il commissario Fabio Malaspina e con l'autore del libro Incolpevoli per aver commesso il fatto, storia di Cristina Pavesi, Gianluca Ascione. Le loro testimonianze ci hanno aiutato a capire meglio il fenomeno e le sue conseguenze. Infatti l'obiettivo è quello di approfondire e raccontare delle realtà spesso poco conosciute e approfondite. E attraverso questo progetto abbiamo imparato quanto sia fondamentale informarsi, ricordare e non sottovalutare queste tematiche. E adesso vi lasciamo alla visione del video, grazie per l'attenzione. Grazie a voi, prego la regia, mandiamo il video. Sono Cristina Pavesi e il 13 dicembre del 1990 la mia giovinezza è stata spezzata. Quel giorno mi trovavo sul treno di ritorno verso casa dopo aver discusso con il mio relatore la tesi di laurea che stavo preparando. Tesi che mai potrò presentare. Fecero saltare dell'altro tritolo, ma in quel momento lì il treno proveniente da Padova incrociò. Ci fu questa esplosione che andò a investire quel vagone, in particolare la posizione in vetro, ci sono delle immagini abbastanza eloquenti della posizione dove stava seduta questa ragazza. Se venissimo un domani definiti associazione a delinquere di stampo mafioso, vorrebbe dire che nel nostro ambito uno di noi, la professoressa, sarebbe il leader, a cui tutti porteremo assoluto rispetto e considerazione, e saremo però legati da un vincolo di omertà. Felice Maniero, capo della Mala del Brenta, è stato uno dei criminali più temuti del nord Italia. Tra rapine, traffici illeciti e potere, la sua vita sembrava senza via d'uscita. Eppure, a un certo punto, sceglie di collaborare con la giustizia, cambiando il corso della sua storia. E lui era una personalità estremamente affascinante da questo punto di vista, perché era molto intelligente, una gran chiacchiera, molto bravo a gestire i rapporti, piaceva molto alle donne ma pure agli uomini, nel senso affascinava molto, okay? E quindi era talmente ben voluto che gli aneddoti si sprecano. Però, ad esempio, nella sua piscina della villa, la sua piscina era aperta a tutti i bambini del paese e questo creava una sorta di apprezzamento, di aspetto positivo. Scena da film, nel senso che era sera tardi, hanno sentito suonare il campanello e la mamma e il papà, ma chi è a quest'ora? Perché non aspettavano nessuno. In quel periodo Cristina stava studiava a Venezia e condivideva un appartamento con delle compagne di corso, quindi non è che l'aspettassero a casa. Si sono trovati davanti il maresciallo dei carabinieri e il parroco del paese, così l'hanno saputo. Bene, grazie
Grazie molte ragazze. Ora assegniamo il premio Legalità e Sicurezza al maresciallo ordinario Luca Goldin del Comando Stazione Carabinieri di Monselice. Consegna il premio Roberta Tedeschi, sindaca di Povegliano Veronese e componente del Collegio dei Probiviri di Avviso Pubblico. Prego, è accompagnato dai suoi colleghi, benvenuti. Prego, mettetevi qui vicino. Prego. Bene, diamo lettura alla motivazione. Il militare maresciallo ordinario Luca Goldin, addetto alla stazione Carabinieri di Monselice, Padova, con spiccato senso del dovere ed elevata professionalità, unitamente ai militari del reparto, il maresciallo ordinario Giuseppina Pepe, il carabiniere Samuele Giuffrida e il vice brigadiere Daniele Azzori, all'epoca effettivo alla medesima stazione Carabinieri, sviluppava una delicata e complessa attività investigativa conclusasi brillantemente con l'arresto in flagranza di reato di 2 noti pregiudicati per truffa aggravata ed il deferimento all'autorità giudiziaria di 41 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, estorsione e riciclaggio con la chiusura di un call center, il sequestro di 77.533,41 euro e di un immobile del valore catastale di 177.151,89 euro. Grazie, complimenti. Grazie e complimenti. Complimenti vivissimi, grazie, arrivederci. Bene, cogliamo adesso con un grande applauso i ragazzi dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice. Ecco, c'è un passaggio proprio di testimone territoriale. Eccoli qua, quindi hanno questo grande striscione bellissimo, potete pure dispiegarlo qui. Ecco, loro si sono concentrati sulla figura di un amministratore locale, di un sindaco, Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. Prego, sentiamo come il lavoro che avete fatto. Buongiorno, noi facciamo parte di un gruppo di 43 studenti dell'Istituto Cattaneo Mattei che partecipano a un progetto di educazione alla legalità e contro la mafia e in particolare appunto incentrato sulla vittima innocente Angelo Vassallo, conosciuto anche come il sindaco pescatore. A lui è dedicato il libro che noi studenti abbiamo scritto dal titolo Come riflessi sulle onde, che verrà pubblicato a maggio. Lo stesso mese, il 23 maggio, organizzeremo un evento conclusivo di questo progetto in piazza Mazzini a Monselice. Oltre al libro costituiremo un presidio scolastico nella nostra scuola di Libera, dedicato appunto ad Angelo Vassallo. Inoltre, grazie a questo progetto, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a incontri formativi con persone che hanno avuto a che fare con la mafia e a giornate come quella di oggi, e di una di queste esperienze vi parlerà adesso la mia compagna. Buongiorno a tutti e a tutte. Il 21 marzo abbiamo partecipato alla 31esima giornata nazionale della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera a Torino. All'inizio della giornata nell'aria c'era una strana tensione, o per meglio dire emozione. Eravamo certi che sarebbe stata una giornata molto intensa e importante, capace di segnarci profondamente, e dovevamo ascoltare e imparare il più possibile, perché ogni attimo sarebbe stato fondamentale. Abbiamo trascorso l'intera mattinata in compagnia di Dario Vassallo, che aveva addirittura rimandato un importante impegno pur di poter partecipare al corteo con noi. Ci ha abbracciato uno ad uno chiedendo i nostri nomi, mentre noi ci aspettavamo un incontro formale, una stretta di mano con i nomi e pochi convenevoli. Invece, con quell'abbraccio ci ha fatto sentire più di semplici studenti. Eravamo persone a cui voleva trasmettere qualcosa di importante. Piuttosto di piangere
e cercare di dimenticare il dolore, evitando il ricordo del fratello, Dario Vassallo ha scelto di continuare per la strada tracciata da Angelo. Questa giornata è stata ben più di una gita, è stata una di quelle esperienze che ti cambiano dentro senza che tu te ne accorga e che ti fanno guardare il mondo in un modo diverso, accendendo dentro di te una forte speranza. Grazie. Grazie. So che c'è un video anche. Angelo Vassallo era un ordinario pescatore, andava lontano nelle acque del mare, aveva l'umiltà di una persona colta per passione, con l'aspirazione del bene comune, della giustizia e della verità. Così decise di diventare sindaco della sua piccola città, Pollica. Siamo solo dei ragazzi con lo sguardo verso la verità e Angelo è stato un esempio di giustizia in una piccola realtà. L'impegno civile e la determinazione sono la luce del sole e noi, riflessi sulle onde, vogliamo diventare. Non fu facile rinnovare una pubblica amministrazione dove c'erano ritardi, disinteressi e scarsa motivazione, ma con l'impegno e la legalità cambiò i comportamenti della collettività. Rimase il pescatore che teneva al mare e all'ambiente. Ogni sigaretta per terra era un'assassina non vivente. Tutto il tempo dedicava a quella comunità, rifiutando il silenzio, l'oppressione e l'omertà. Angelo Vassallo fu ucciso il 5 settembre 2010. 9 colpi di pistola in un istante la sua voce recisero, ma il suo eco ancora riecheggia nell'aria. Un uomo ordinario ed innocente, ammazzato perché era giusto come tanti altri prima di lui. La verità sulla sua morte dopo 16 anni continua ad essere negata. La memoria e l'impegno lo rendono vivo dentro di noi come polline di giglio marino. Siamo solo dei ragazzi con lo sguardo verso la verità e Angelo è stato un esempio di giustizia in una piccola realtà. L'impegno civile e la determinazione sono la luce del sole e noi, riflessi sulle onde, vogliamo diventare. Grazie per questo bellissimo lavoro e vorrei anche ringraziare Chiara Buson, sindaca di Rubano, perché è andata nella scuola a portare la sua testimonianza di giovane amministratrice insieme a Carolina Girasole, già sindaca di Isola Capo Rizzuto, e volevamo esserti molto vicino nel respingere quelle ignobili minacce e intimidazioni che ti sono state rivolte, e grazie per aver tenuto la schiena diritta. Allora, adesso facciamo una premiazione e chiederei ai ragazzi del liceo Lioi di Vicenza di prepararsi nel frattempo. Chiederei al consigliere Giampaolo Trevisi se ci raggiunge sul palco per premiare il maresciallo maggiore Stanislao Di Blasio, comandante della stazione dei Carabinieri di Noventa Vicentina, e lo ringraziamo anche perché sono presenti dei suoi colleghi qui in sala. Prego, sentiamo le motivazioni di questo importante riconoscimento. Buongiorno, benvenuto. Prego. Stanislao Di Blasio, maresciallo maggiore appartenente all'Arma dei Carabinieri, operante presso il Comando Stazione Carabinieri di Noventa Vicentina in qualità di comandante. Per lo spiccato acume investigativo e l'alta professionalità dimostrati nel contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani,
In particolare, il 4 marzo 2025 si concludeva una vasta indagine coordinata con tempestività ed efficacia a seguito di una truffa ai danni di un'anziana signora a Poiana Maggiore, provincia di Vicenza, permettendo l'individuazione dei responsabili e il recupero dell'intera refurtiva. L'operazione rappresenta l'apice di una costante attività di prevenzione e repressione condotta nel territorio, a tutela delle fasce più deboli della popolazione e sviluppata con metodo e intelligenza nel corso del tempo. Complimenti. Complimenti e grazie per questo importante lavoro svolto. Chiedo ai ragazzi del Liceo Lioi di Vicenza di raggiungerci, li accogliamo con un grande applauso. Loro hanno avuto la testimonianza tra gli altri di Renato Natale, già sindaco di Casal di Principe, e ci parleranno di Giuseppe Di Matteo. Prego ragazzi. Allora, buongiorno a tutti, io sono Chiara Pontone della quarta T del Liceo Paolo Lioi di Vicenza e con la mia classe, assieme alla quarta CS, abbiamo approfondito la storia di Giuseppe Di Matteo. La base musicale del video è stata prodotta da Giovanni Chiesa della classe quarta T. Ok. 11 gennaio 2026, 3 mesi fa, festeggiamo il 30° anniversario della morte di Giuseppe Di Matteo, un ragazzo che è stato rapito da dei mafiosi mentre stava andando a cavallo nel suo maneggio, aveva 12 anni e suo padre era coinvolto nella mafia, era stato arrestato, dopodiché fece il pentito e insomma diede delle informazioni alla polizia che non faceva comodo alla mafia del paese di San Giuseppe di Jato. Santino Di Matteo e il papà collabora con la giustizia e qualcuno, insomma, queste persone hanno pensato che questo bambino potesse essere una merce di scambio e per le informazioni che stava dando il padre e la vita di questo bambino. Quindi si prende qualcosa di caro in cambio di qualcosa di caro. Quindi il Cosa Nostra, la mafia, quella che a loro è molto cara, Cosa Nostra, quindi è loro, non di qualcun altro, e la vita di un bambino di appunto 12 anni che viene rapito dopo 5 mesi che non vedeva il padre da queste persone che si scambiano per degli agenti della DIA, che è la Direzione Investigativa Antimafia. Dicono di conoscere la posizione segreta del padre, di saper portare questo bambino da lui. Questo bambino a questo bambino manca il padre e quindi ci casca, viene rapito e da qui passa 779 giorni, più di 2 anni, rapito e spostato tra cantine, masserie e bunker sotterranei. Viene ucciso 8 giorni prima di compiere 15 anni, dopo il via di Giovanni Brusca. Questo nome forse ci risuona perché appunto è colui che preme il bottone durante la strage di Capaci nel telecomando per far esplodere il titanio sotto l'autostrada che ha ucciso il giudice Giuseppe Falcone. Questo bambino passa 2 anni senza suo fratello Nicola, che è stato colui che ha testimoniato l'11 gennaio, quindi appunto 3 mesi fa, dicendo che l'ultima cosa che si ricorda di suo fratello è il suo compleanno, di come ha festeggiato il compleanno con suo fratello un giorno prima che fosse rapito. Giuseppe passa 2 anni senza sua madre, senza che i suoi genitori sapessero se fosse vivo o no, perché quando una persona viene rapita non si ha in tempo reale, la videocamera di quello che succede, non possiamo sapere se è viva e sua madre ha vissuto per 2 anni con il dubbio che questo bambino potesse essere ucciso da un momento all'altro e così appunto succede l'11 gennaio del 1996 a Giuseppe di Jato, dove dopo il via di Giovanni Brusca Giuseppe viene strangolato, dopodiché disciolto nell'acido per evitare che il suo corpo possa portare prove aggiuntive alla cattiveria che la mafia ha portato in giro in quel caso.
Dopo quest'ordine il suo corpo appunto non viene più lasciata traccia, non viene fatta una tomba, non c'è, a parte il giorno, non c'è un luogo in cui il genitore, il fratello, la madre possa piangere la sua morte. È una cosa ancora più toccante il fatto di dover rifiutare il lutto oltre che la vita a una persona. Un bambino di 12 anni viene rapito per 2 anni, ucciso, e si cancellano le tracce di questo. È ancora più inaccettabile. E c'è un filosofo inglese che abbiamo studiato, che è John Locke, dove in un suo testo, nel secondo trattato sul governo, cita: «La libertà di un uomo non è la libertà di fare qualsiasi cosa. Esiste una legge naturale che vieta di sabotare la possibilità di esistere ad altri individui, di intromettersi nella loro vita, nella loro libertà, nei loro beni. In poche parole, la tua libertà finisce dove inizia quella di qualcun altro, non per legge scritta, ma per ragione». E la mafia è questa organizzazione che ha territori, armi, capitali, uomini, e da questa posizione decide che la propria libertà, il proprio potere che crede di aver acquistato tramite denaro e territorio, possa andare a prevalere, a valere di più rispetto alla vita e alla libertà di qualcun altro. E quindi per questo appunto la mafia è noi l'abbiamo considerata come la conseguenza diretta di chi crede che la propria libertà non abbia limiti, che il potere che ha accumulato l'autorizzi a finire la vita di qualcun altro senza pensare alla libertà e al proprio spazio vitale. Locke, appunto, questo filosofo, confermerebbe questo come stato di guerra, non come una guerra tra eserciti, ma come una decisione unilaterale e brutale che l'esistenza di qualcun altro vale meno della tua volontà. E questa guerra la mafia l'ha dichiarata a un ragazzo di 12 anni, motivo per il quale noi abbiamo scelto Giuseppe Di Matteo come protagonista principale della nostra presentazione. Grazie. Grazie. Guardiamo il video per vedere la forza e la testimonianza di questo ragazzino. Giuseppe Di Matteo era un ragazzo di 12 anni di Altofonte, in provincia di Palermo. Amava profondamente i cavalli e l'equitazione, sport che praticava con passione. Era un bambino come tanti, ma con una colpa terribile agli occhi della mafia: essere il figlio di Santino Di Matteo. Suo padre era un esponente di Cosa Nostra che, dopo l'arresto, aveva deciso di collaborare con la giustizia. Giuseppe non era un bersaglio per quello che aveva fatto, ma un ostaggio usato come arma di ricatto. Siamo all'inizio degli anni 90. Dopo le stragi del 1992, Cosa Nostra era sotto pressione. Molti mafiosi stavano parlando e il sistema di potere dei boss stava crollando. Per fermare queste emorragie di informazioni, i vertici della mafia, tra cui Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro, decisero di alzare il livello dello scontro colpendo i familiari dei collaboratori, per terrorizzarli e spingerli a rimangiarsi tutto. Giuseppe fu rapito il 23 novembre 1993 all'età di 12 anni da un gruppo di mafiosi su ordine di Giovanni Brusca. Il sequestro era stato pianificato pochi giorni prima durante un incontro tra alcuni dei principali esponenti di Cosa Nostra, con l'obiettivo di colpire il padre del ragazzo, diventato collaboratore di giustizia dopo la strage di Capaci. I sequestratori si presentarono travestiti da agenti della DIA e riuscirono così a ingannare Giuseppe che, fidandosi, li seguì convinto di poter finalmente rivedere il padre, lontano dalla Sicilia per motivi di sicurezza. Dopo il rapimento, la famiglia cercò notizie del ragazzo, ricevendo però minacce e messaggi dai sequestratori che chiedevano al padre di ritirare le accuse contro i boss mafiosi. Per tutto il 1994 Giuseppe fu spostato tra varie prigioni in Sicilia, masserie e edifici abbandonati, fino a essere rinchiuso nell'estate del 1995 in un bunker sotterraneo a San Giuseppe Jato, dove rimase per 180 giorni fino alla sua tragica uccisione. All'inizio del 1996, dopo oltre 700 giorni di prigionia, i vertici mafiosi presero una decisione definitiva. Giuseppe non serviva più come strumento di pressione. La scelta fu quella di eliminarlo. L'11 gennaio 1996 Giuseppe venne ucciso mentre si trovava in un casolare nelle campagne del Palermitano. Aveva 14 anni.
Secondo le ricostruzioni giudiziarie fu strangolato. Subito dopo, per cancellare ogni traccia, il suo corpo venne sciolto nell'acido. Una pratica usata da Cosa Nostra per far sparire completamente le vittime. La modalità dell'uccisione rese il delitto ancora più scioccante per l'opinione pubblica. Non solo era stato assassinato un ragazzo innocente, ma si era cercato di cancellarne perfino l'esistenza fisica. Parlare di Giuseppe Di Matteo significa scegliere di non dimenticare una vittima innocente della mafia e dare voce a una storia che non può restare nel silenzio. La sua vicenda ci mostra tutta la crudeltà della criminalità organizzata, ma ci richiama anche alla responsabilità di costruire una società fondata sulla legalità e sulla giustizia. Ricordarlo oggi vuol dire trasformare il dolore in consapevolezza e impegno, perché solo conoscendo queste storie possiamo contribuire a un futuro diverso. Questa vicenda ci insegna anche a non restare indifferenti e ci fa capire che ognuno di noi può fare la propria parte per contrastare la mafia, indipendentemente dall'età e dal proprio ruolo nella società. Grazie infinite del vostro lavoro. Allora, adesso chiederei ai ragazzi del liceo Galilei Tiziano di Belluno di prepararsi. Nel frattempo chiedo al consigliere Paolo Galeano di raggiungerci sul palco perché diamo il premio Legalità e Sicurezza al tenente colonnello, ufficiale e comandante Francesco Riggio, Comando regionale del Veneto, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Belluno. Eccoci, tenente colonnello della Guardia di Finanza, ben arrivato. Prego. Diamo lettura della motivazione. Il tenente colonnello Francesco Riggio, ufficiale comandante di un nucleo di polizia economico-finanziaria, coadiuvato dal luogotenente cariche speciali Marco Corrò, dal luogotenente Federico De Luca e dal maresciallo Vincenzo Arcidiacono, dirigeva una complessa operazione investigativa a contrasto del reato di circonvenzione di incapace, ai danni di 4 persone rientranti nelle fasce più vulnerabili della popolazione e culminata con l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del responsabile, il conseguimento di proventi illeciti per oltre 350.000 euro e il sequestro di monili e denaro contante. L'acume investigativo, l'abnegazione e la non comune applicazione delle tecniche di polizia, ma soprattutto l'elevata professionalità dei militari, ha reso possibile il conseguimento di rilevanti risultati superiori a quelli attesi. Bravi. Grazie e complimenti. Bene, allora chiederei ai ragazzi del liceo Galilei Tiziano di Belluno, eccoli, grazie per essere arrivati, so che siete partiti molto presto stamattina, li accogliamo con un bel applauso, grazie. Bene, so che avete lavorato su Matteo Toffanin, lascio a voi la parola per presentarvi e presentarci il vostro lavoro. Buongiorno, mi chiamo Alexander Rossito, frequento la quinta G del appunto già nominato liceo Galilei Tiziano di Belluno. Siamo qui anche con la AT, dunque abbiamo collaborato per la creazione di un video che vi mostreremo a breve e vi porteremo la storia di Matteo Toffanin, un giovane adulto qualunque, potremmo dire. Egli aveva una fidanzata, aveva la patente, aveva un'auto, amava andare a Jesolo, in disco, oppure in realtà aiutava anche suo padre nella sua azienda di elettrotecnica, se non sbaglio. Dunque un ragazzo qualunque, era uno qualunque. Però un giorno, il 3 maggio del 1992, c'è stato questo incidente, forse questo scambio di persona, queste coincidenze del destino che l'hanno portato alla fine a morire, a perire. Egli non ha potuto decidere quando morire, egli non ha potuto scegliere se fare una vita di svago, passare i primi 20, 30, 40 anni della sua vita a fare ciò che voleva e magari arrivare forse ai 40 anni esanime, oppure invece vivere una vita lunga, felice, arrivare fino, non so, all'aspettativa di vita media di noi italiani e farsi tutto quello che voleva, insomma, vivere una vita bella, dolce, tranquilla. Non ha potuto scegliere.
non gli è stato neanche dato il diritto di scegliere come morire. Questa è la storia di Matteo Tofanin. E noi della classe quinta G e della quarta AT vogliamo perciò riportare alla memoria la vita di questo ragazzo che c'è in tutto e per tutto simile a noi. Potevamo essere noi, aveva 23 anni. In particolare a me mancherebbero ancora, sì, direi 3 anni. 3 anni sarei stato come lui, uguale, spiaccicato. Però così non è stato per lui. Non ha potuto continuare, non ha potuto invecchiare, non ha potuto superarmi d'età. E questo è. E per questo, come è già stato fatto dal nostro ospite d'onore, vorrei accendere una fiamma per il ricordo. Grazie per questa bellissima presentazione. Guardiamo il video. Maggio 1992. 10 volte risuonò quel colpo di fucile, preciso, letale. 10 colpi, poi silenzio. A seguire solo le sirene dell'ambulanza, ma da quel silenzio non ci fu scampo. Quel silenzio portò via la vita di un innocente. Non credo esista un modo adatto per descrivere la tragedia che colpì Matteo. Non si riesce a non provare rabbia per una giovane vita stroncata che avrebbe dovuto affrontare ancora tante gioie e dispiaceri della vita, non certo una scarica di proiettili. È così che se n'è andato Matteo, seduto sul sedile della sua auto, con al fianco la fidanzata Cristina, sopravvissuta miracolosamente. Chiamalo destino, chiamalo fato, o più semplicemente una serie di sfortunate coincidenze. Ciò che è stato veramente non cambia, la crudeltà resta la stessa. Nel 92 avevo solo 23 anni. Avevo una ragazza, degli amici su cui contare, una vita intera davanti, ma il destino ha scelto un'altra strada per me, e nel giro di pochi istanti ho perso tutto. La mia ragazza invece è rimasta viva, ha lottato, non solo per sé, ma anche per me e per tutti gli altri. Ha lottato perché la mia memoria, l'unica cosa rimasta di me, non venisse cancellata. Nel 92 avevo solo 23 anni. Avevo solo 23 anni quando mi hanno privato di tutto. Avevo una vita da prendere in mano, ma loro non me l'hanno permesso. Di me resta solo il ricordo. Di Matteo Tofanin, ucciso a 23 anni la sera del 3 maggio del 1992 in via Tassoni alla Guizza mentre rincasava dal mare con la fidanzata, anche lei ferita nell'agguato. Da sempre si sosteneva che il giovane fosse stato ucciso per uno scambio di persone. Aveva la stessa macchina di un pregiudicato che viveva proprio davanti all'abitazione della fidanzata Cristina Marcadella. Stessa via, stesso modello, stesso colore, targa simile. Sono state le coincidenze fatali dell'omicidio di Matteo Tofanin. Non un semplice racconto, titolo di giornale, ma una persona come tutti noi, una persona a cui la vita è stata tolta ingiustamente. La mafia spesso non ha volto, non ha pietà, uccide e basta, ma non sempre rimane nell'ombra. Quando noi solleviamo la voce di Matteo e di tutte le altre vittime, in una perentoria richiesta di giustizia, la mafia vacilla. Bellissimo, grazie ragazzi, prego. Ora procediamo con l'assegnazione di un altro premio Legalità e Sicurezza. Chiederei nel frattempo ai ragazzi dell'Istituto Bentegodi di Caldiero di avvicinarsi qui al palco. Chiedo di raggiungerci sul palco Chiara Buson, sindaca di Rubano, perché premiamo il luogotenente ispettore Fabio Zito del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, gruppo di Padova. Eccoci. Buongiorno, ben arrivato. Prego, mettetevi qui, ascoltiamo le motivazioni. Fabio Zito, il luogotenente ispettore appartenente alla Guardia di Finanza, operante nel gruppo di Padova. Per il determinante contributo e sensibilità investigativa svolta nell'ambito di un'articolata operazione finalizzata al contrasto della criminalità predatoria, consentendo di individuare e deferire all'autorità giudiziaria 8 soggetti dediti alla commissione del reato di estorsione in denaro a numerosi anziani. La capacità investigativa palesata, unitamente all'incondizionato e qualificato impegno profuso dal luogotenente ispettore Fabio Zito,
Hanno contribuito inoltre a rafforzare la percezione di sicurezza nella provincia di Padova, nel presidio dei diritti e della dignità delle persone più fragili. Complimenti. Grazie. Bene, chiederei ai ragazzi dell'Istituto Bentegodi di Caldiero, che si trova in provincia di Verona, di raggiungerci sul palco. Eccoli qua, gli facciamo un bel applauso. Grazie. Benvenuti, vi presentate, ci raccontate il lavoro che avete fatto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Michela Preto dell'Istituto Stefani Bentegodi di Caldiero, classe 4ª BC. A questo progetto hanno partecipato le classi 4ª BC, 4ª TC e 4ª AC. Oggi siamo qui per ricordare la storia di Giuseppe Di Matteo attraverso un breve cortometraggio. Buongiorno a tutti, sono Leonardo e adesso vi introdurrò il cortometraggio che abbiamo fatto. Ciao, sono Giuseppe e ho 45 anni. Così dovrebbe iniziare ad essere raccontata la mia storia. E invece no, la mia storia è finita molto prima. Ciao, sono Giuseppe e ho 14 anni e sono una vittima di mafia. Sono una vittima innocente. Io non ho mai fatto del male a nessuno e mai ne avrei fatto. Ero solo un bambino. Sono stato prigioniero di alcuni mafiosi e poi ucciso perché mio padre ha deciso di collaborare con la giustizia, dopo aver preso parte alla strage di Capaci, nell'attentato a Giovanni Falcone. Sì, mio papà, Santino Di Matteo, si è pentito di quello che ha fatto e da quando lui ha deciso di collaborare per la giustizia, alcune persone hanno deciso di punirlo, ma non facendogli del male direttamente, ma facendo del male alle persone a lui più care. Grazie, so che avete preparato anche un video, dalla regia chiedo di trasmetterlo, grazie. Quando corro, il mondo diventa leggero. Non c'è la paura, c'è solo il vento. Giuseppe aveva 12 anni, amava i cavalli, amava la vita. Non sapeva che tutto ciò sarebbe cambiato così velocemente. 779 giorni. Non sono solo numeri, sono attese, paure, notti senza fine. Un bambino non dovrebbe conoscere la parola ostaggio. Tu pagherai per tuo padre. Lui ha parlato, tu taci. Io voglio solo vivere, non vi ho fatto nulla. La mafia non guarda l'età, solo il sangue. La paura è la nostra arma e tu sei solo. Io non sono solo, qualcuno mi ricorderà. Il boato fu così forte che il tempo si fermò, ma il silenzio che seguì parlava più forte. La crudeltà l'ha portato via, ma non ha vinto. La memoria è più forte dell'acido, è più forte dell'odio. Giuseppe non è solo un numero, non è solo un caso. Ricordatemi per ciò che ero. Solo un bambino.
Bravissimi, grazie a voi, i vostri insegnanti. Allora, stiamo andando verso la chiusura della terza parte della giornata. Ora faremo una premiazione duplice del premio Legalità e Sicurezza e concluderemo poi col Liceo 25 Aprile di Portogruaro la presentazione dei lavori delle scuole. Quindi chiedo ai ragazzi del Liceo 25 Aprile di avvicinarsi qui al palco. Chiederei al vicepresidente Pavanetto gentilmente di raggiungerci sul palco, perché diamo questo importante riconoscimento premio Legalità e Sicurezza al maresciallo capo ispettore Federico Sanchi del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, Compagnia di Cittadella, e al maresciallo ordinario ispettore Salvatore De Meo del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, Compagnia di Este. Prego. Allora diamo lettura con attenzione alle motivazioni. Prego. Il maresciallo capo ispettore Federico Sanchi, comandante di un nucleo mobile di una compagnia di Cittadella, ha fornito un determinante apporto personale nell'esecuzione di un'articolata attività di polizia giudiziaria eseguita tra il 30 dicembre del 2024 e il 27 di febbraio 2025. Nel campo della contraffazione e della sicurezza, finalizzata al contrasto degli illeciti del Made in Italy, e grazie al grande impegno profuso e all'elevata preparazione tecnico-professionale, l'attività investigativa consentiva la ricostruzione della filiera di produzione, stoccaggio e vendita al dettaglio di articoli contraffatti con basi in Lombardia e ramificazioni in tutto il Veneto. L'operazione si concludeva con il deferimento di 3 soggetti all'autorità giudiziaria e dal sequestro di oltre 13.000 prodotti contraffatti, dei quali circa 1.000 devoluti in beneficenza. Salvatore De Meo, maresciallo ordinario ispettore appartenente alla Guardia di Finanza, operante presso la Compagnia di Este, provincia di Padova. Il maresciallo ordinario ispettore della Guardia di Finanza Salvatore De Meo forniva un determinante apporto nell'esecuzione di un'operazione di servizio a contrasto della criminalità predatoria, che consentiva di individuare un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed estorsione in danno a 149 anziani residenti nel Veneto e nel nord Italia, nonché il successivo autoriciclaggio dei proventi illeciti nell'economia. La preparazione professionale palesata, unitamente all'incondizionato e qualificato impegno profuso dal candidato, consentivano il brillante risultato del sequestro di beni per un valore complessivo di più di 1 milione di euro. Grazie. Complimenti. Colgo l'occasione per rinnovare un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza. Grazie per quello che avete fatto. Avete sentito, ragazzi, che ci sono inchieste che riguardano le mafie ai più alti livelli, la tratta delle persone, l'immigrazione clandestina, ma pensate a quanto anche sono state tutelate le persone più deboli, le persone più fragili, e quanti soldi sottratti alla collettività sono stati, grazie a queste persone, restituiti alla collettività. Se possiamo andare a scuola, andare su un autobus, su un treno, curarci in un ospedale, è perché anche queste risorse, insieme al pagamento delle tasse, finiscono al servizio della collettività. Ecco che per questa ragione vi ringraziamo per il modo con cui avete espletato il vostro dovere, perché l'espletamento del vostro dovere ha garantito i diritti di tutti noi. Grazie davvero tantissimo. Bene, ecco l'ultima scuola. Li accogliamo con un grande applauso, i ragazzi del Liceo 25 Aprile di Portogruaro, provincia di Venezia. Vi chiedo solo un secondo, ragazzi. Dopo la presentazione di questo lavoro inizieremo un momento particolarmente solenne e importante, per il quale vi chiederei poi di prestare la massima attenzione, concentrazione e silenzio, cioè cominceremo la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Ad alcuni di voi sono stati assegnati dei fogli, alcuni hanno numerazione pari, alcuni hanno numerazione dispari. Allora chi ha la numerazione pari
si metta da questo lato, chi ha la numerazione dispari si metta per piacere da quest'altro lato, 2 persone di avviso pubblico vi accompagneranno nella lettura dei nomi e così cominciamo pian piano ad organizzarci e chiedo all'organizzazione di portarci anche il secondo leggio. Scusate, prego ragazzi. Siamo della classe quarta classico e quarta B scientifico del liceo 25 aprile di Portogruaro e abbiamo scelto di parlare di Nadia Nencioni e della sua famiglia. In primis per la familiarità che tutti possiamo avere con l'evento, una famiglia con elementi fragili, una bambina di quasi 10 anni e la sua sorellina di quasi 50 giorni, che la fa una delle più giovani vittime innocenti di mafia. La particolarità poi sta nella poesia scritta dalla bambina pochi giorni prima dell'evento, che parla del tramonto e che è stata poi interpretata come simbolo della caducità della vita e che è stata utilizzata come nome per l'operazione di cattura del latitante Matteo Messina Denaro. In terzo punto poi Firenze, città d'arte, città dell'istruzione. Come è stato detto anche da altri lavori di altre classi qui presenti, la mafia non teme la giustizia, sì, ma soprattutto l'istruzione, soprattutto una nuova generazione educata alla legalità che si liberi dai vincoli della mafia e sappia vedere un futuro brillante. Buongiorno a tutti, io vi racconterò come abbiamo deciso di realizzare il nostro progetto e siamo partiti da un'idea precisa che volevamo trasmettere. La mafia si estende in modo silenzioso, irrompendo nelle nostre vite. E sì, dico nostre, perché la mafia non risparmia nessuno. Si insinua senza farsi notare, ma lacera con segni profondi, ferite che restano nel tempo. Nel nostro elaborato abbiamo scelto di rappresentare questo concetto attraverso dei simboli. Al centro c'è la famiglia Nencioni, una famiglia come tante, piena d'amore, unite da un legame profondo. Questo legame lo abbiamo rappresentato con un filo rosso, un filo che non unisce solo la famiglia, ma tutti noi, perché quando un legame si spezza non riguarda mai solo chi lo vive, riguarda l'intera società. E poi c'è la mafia. Noi l'abbiamo immaginata come una forbice che taglia, divide, distrugge, cancella, spezza, legami, sogni e libertà. Quel filo viene reciso. E questo ciò che è successo la notte del 27 maggio. In un attimo quella forbice ha distrutto non solo una famiglia, ma l'intera società. Per raccontarlo abbiamo scelto il disegno animato. All'inizio tutto sembra una favola, l'immagine di una famiglia felice. Ma questo sogno si spezza, la favola si interrompe bruscamente e quello che resta è la realtà, una realtà dura e crudele. La mafia è una realtà, la mafia divide, ma noi possiamo decidere di rimanere uniti, combattendo con le armi che la mafia teme di più, la memoria, l'educazione, la consapevolezza dei propri diritti e dei rispettivi doveri, la giustizia, ma prima di tutto l'amore che unisce gli esseri umani. Solo così possiamo ricucire quel filo che ci lega, rendendolo più forte. Solo così possiamo costruire una società e un futuro migliori. Grazie. Grazie ragazzi. Loro hanno ascoltato la testimonianza di Silvia Stener, che è la nipote di Eddie Walter Cosina, agente di scorta di Paolo Borsellino, e adesso guardiamo un video sulla famiglia Nencioni.
Era la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, la mafia colpiva Firenze. L'esplosione in via dei Georgofili, sotto le macerie, arresteranno un'intera famiglia e uno studente universitario. Il pomeriggio se ne va. Il tramonto si avvicina. Un momento stupendo. Il sole sta andando via a letto. È già sera. Tutto è finito. Grazie ai ragazzi del liceo 25 aprile anche per aver ricordato Dario Capolicchio, che era questo giovane architetto che fu ucciso nella strage di via dei Georgofoli. Vorrei solo ricordarvi una cosa: la poesia che ha scritto Nadia Nencioni si intitola Tramonto, e quando il ROS dei Carabinieri di Palermo ha arrestato Matteo Messina Denaro ha denominato quell'operazione Tramonto, proprio in ricordo di Nadia e Caterina Nencioni. Quindi grazie per aver ricordato queste persone. Bene, adesso c'è un momento importantissimo che è la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Io ne approfitto mentre ci prepariamo a venire le G a leggere per rivolgere un ringraziamento al Comune di Vicenza, in particolare, oltre che al Sindaco e all'amministrazione, a Sandro Pupillo e a Nadia Olivieri. Vorrei ringraziare lo staff della Regione del Veneto, la dottoressa Antonella Lazzarini, la dottoressa Lucia Artuso, la dottoressa Maria Rosa Fasolo, il dottor Alberto Nucciari e il dottor Luca Barban. E infine vorrei ringraziare lo staff di Avviso Pubblico, Maria Grazia Tonon, Agnese Battaglio, Giulia D'Urbano, Giulia Migneco, Marco De Pasquale e Antonio Massariolo, che oggi ci sta seguendo per tutta la parte di comunicazione. Ok, allora per favore, se mettiamo anche il sottofondo musicale, mettiamo il sottofondo musicale e nell'ordine che vi è stato assegnato piano piano salite, non tutti insieme ovviamente per evitare caos sul palco. Prego la regia di mettere il sottofondo musicale e iniziamo con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Partono da qua? Trentunesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo ricordarle tutte le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelle di cui conosciamo le storie, quelle di cui sappiamo solo il nome e le tante delle quali non abbiamo ancora conoscenza. Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi,
Anna Nocera, Giorgio Verdura, Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Salvatore Di Stefano, Luciano Nicoletti. Andrea Orlando, Gioè Petrosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Giovanni Zangara, Costantino Stella, Giuseppe Rumore. Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio, Nicolò Alongi, Paolo Lipuma, Croce di Gangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcel, Stefano Caronia, Calogero Faldetta, Carmelo Minardi. Salvatore Varsalona, Giuseppe Zaffuto, Castrenze Ferreri, Salvatore Mineo, Gaetano Circo, Pietro Ponzo, Vito Stassi, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna. Ignazio Modica, Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Paolo Spatola, Sebastiano Bonfiglio, Antonino Scuderi, Carmelo Lobrutto, Biagio Pistone, Antonino Ciolino, Antonio Mancino. Andrea Raia, Calogero Comaianni, Filippo Scimone, Calcedonio Catalano, Agostino D'Alessandro, Calogero Cicero, Fedele De Francisca, Michele Di Miceli, Mario Paoletti, Rosario Pagano. Giuseppe Scalia, Giuseppe Puntarello, Giorgio Comparetto, Angela Talluto, Raffaele Miceli, Liborio Ansalone, Angelo Lombardi, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinquepalmi, Imerio Piccini. Masina Perricone Spinelli, Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Filippo Forno. Giuseppe Pullara, Nicolò Azzoti, Fiorentino Bonfiglio, Mario Boscone, Pietro Loria, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Spampinato, Giovanni Labrocca, Vincenzo Emenduni. Vittorio Levico, Giuditta Levato, Salvatore Patti, Accursio Miraglia, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Busellini, Margherita Clescieri, Giovanni Grifò, Giorgio Cusenza. Castrense Intravia, Vincenza Lafata, Serafino Lascari, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina. Michelangelo Salvia, Giuseppe Casarrubea, Vincenzo Lo Iacono,
Giuseppe Maniaci, Calogero Caiola, Vito Pipitone, Luigi Geronazzo, Leonardo Salvia, Epifanio Lipuma, Placido Rizzotto. Giuseppe Letizia, Calogero Cangialosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Zapponi, Giovanni Tasquier, Vita Dora Gricchia, Vincenzo Campo Ingrao. Tommaso Triolo, Carlo Guarino, Vito Guarino, Francesco Gulino, Candeloro Catanese, Michele Marinaro, Carmelo Agnone, Quinto Reda, Carmelo Lentini, Pasquale Marcone, Armando Loddo, Sergio Mancini, Carlo Antonio Pubusa, Gabriele Palandrani, Giovan Battista Aloe, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Salvatore Messina, Francesco Butifal. Leonardo Renda, Antonio Sanginiti, Provvidenza Greco, Domenica Zucco, Filippo Intili, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnuolo, Vincenzo Leto, Pasquale Almerico, Antonino Pollari. Vincenzo Di Salvo, Vincenzo Savoca, Giovanni Russo, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro, Antonino Damanti, Cosimo Cristina, Paolo Bongiorno. Antonino Giannola, Paolino Riccobono, Enrico Mattei, Giacinto Puleo, Giovanni Marchese, Giuseppe Tesauro, Pietro Cannizzaro, Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Vaccaro. Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Concetta Lemma, Mario Viscito, Cosimo Gioffrè, Carmelo Battaglia, Giuseppe Burgio, Giuseppe Piani. Carmelo Siciliano, Salvatore Surolo, Orazio Costantino, Giovanni Domè, Salvatore Bevilacqua, Mauro De Mauro, Rita Cacicia, Rosa Fassari, Andrea Gangemi, Nicolina Mazzocchio. Letizia Palumbo, Adriana Vassallo, Annalise Bort, Angelo Casile, Franco Scordo, Gianni Aricò, Luigi Lo Celso, Pietro Scaglione, Antonio Lorusso e Vincenzo Riccardelli. Antonella Valenti, Ninfa Marchese, Virginia Marchese, Giovanni Spampinato, Giovanni Ventra, Domenico Cannata, Paolo Di Maio, Alberto Calascione, Maria Giovanna Elia, Salvatore Feudale. Francesco Aversano, Angelo Sorino, Emanuele Riboli, Nicola Ruffo, Giuseppe Bruno, Calogero Monreale, Gaetano Cappiello, Francesco Ferlaino, Domenico Facchineri, Michele Facchineri. Tullio De Micheli, Giuseppina Utano, Cristina Mazzotti, Angelo Calabrò, Alfredo Manzoni, Giovanni Pomponio, Luisa Fantasia, Mario Ceretto, Luigi Ciaburro, Gerardo D'Arminio. Giuseppe Moscarelli, Caterina Liberti, Salvatore Falcetta, Carmine Apuzzo, Salvatore Longo, Salvatore Buscemi, Francesco Vinci, Alberto Capua, Vincenzo Ranieri, Vincenzo Macri.
Francesco Paolo Chiaramonte, Mario Ceschina, Rocco Corica, Pierantonio Castelnuovo, Agostino Aiello, Riccardo Cristaldi, Giovanni La Greca, Lorenzo Pace, Benedetto Zuccaro, Rocco Gatto. Stefano Condello, Vincenzo Caruso, Pasquale Polverino, Giuseppe Russo, Filippo Costa, Attilio Buonincontro, Donald Mackay, Mariangela Passiatore, Andriano Ruscalla, Michele Germanò. Ugo Triolo, Peppino Impastato, Antonio Esposito Ferraioli, Salvatore Castelbuono, Gaetano Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Capuccio, Fortunato Furore, Augusto Rancilio, Pasqualino Perri. Mario Scuderi, Alfonso Sgroi, Filadelfo Aparo, Mario Francese, Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Giorgio Boris Giuliano, Calogero Di Bona, Cesare Terranova, Lenin Mancuso. Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo, Antonino Tripodo, Rocco Giuseppe Barillà, Carmelo Di Giorgio, Primo Perdoncini, Baldassare Nastasi, Orlando Legname. Gioacchino Rubini, Piersanti Mattarella, Giuseppe Valarioti, Emanuele Basile, Giannino Losardo, Pietro Cerulli, Gaetano Costa, Carmelo Ianni, Domenico Beneventano, Marcello Torre. Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Ciro Rossetti, Filomena Morlando, Bruno Vinci, Graziella De Palo, Italo Toni, Antonio Colistra, Adelmo Fossati, Silvio De Francesco. Giuseppe Gulli, Tammaro Cirillo, Pompea Argentiero, Lucia Altavilla, Donata Lombardi, Vito Ievolella, Sebastiano Bosio, Leopoldo Gassani, Giuseppe Grimaldi, Vincenzo Mulè. Domenico Francavilla, Mariano Vierone, Giuseppe Salvia, Mariano Mellone, Rossella Casini, Giuseppe Cuttitta, Michele Boriello, Francesca Moccia, Lorenzo Crosetto, Pier Michael. Onofrio Valvola, Angelo Di Bartolo, Annunziata Pesce, Lucio Ferrame, Caterina Ciavarrella, Elisa Geraci, Luigi D'Alessio, Rosa Visone, Nicolò Piombino, Antonio Salzano. Pio Latorre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Antonio Valenti, Rodolfo Buscemi, Matteo Rizzuto, Silvano Franzolin, Luigi Di Barca. Salvatore Raiti, Giuseppe Di Lavore, Antonino Burraffato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola, Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro. Domenico Russo, Calogero Zucchetto, Carmelo Ceruto, Simonetta Lamberti, Giuliano Pennacchio, Andrea Mormile, Luigi Caffiero, Antimo Graziano, Gennaro De Angelis, Anna Maria Esposito. Antonio De Rosa, Elio Di Mella, Salvatore Dragone, Mario Lattuca, Giovanni Gambino, Francesco Borrelli, Alfredo Agosta, Francesco Panzera, Vincenzo Enea e Giovanni Canturi. Raffaele Del Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maesano, Maria Maesano, Pompeo Panaro, Bartolo Pesce, Antonio Pesce, Filippo Scotti, Luigi Gravina. Mario Dodaro, Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino, Armando Clausino,
Giancarlo Lombardi, Raffaele Sarnataro, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Pasquale Mandato, Salvatore Pollara. Mario D'Aleo, Giuseppe Bomarrito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Bartolotta, Mario Trapassi, Stefano Lisacchi, Sebastiano Alongi, Francesco Imposimato. Domenico Celiendo, Antonio Cristiano, Nicandro Izzo, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunitto, Salvatore Zangara, Patrizia Scifo, Vittorio Scifo, Luigi Cangiano, Lia Pipitone. Simone di Trapani, Giuseppe Bertolami, Domenico Cannatà, Serafino Trifarò, Francesco Pugliese, Pippo Fava, Renata Fonte, Crescenzo Casillo, Giovan Battista Altobelli, Lucia Cerrato, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigia Morini, Federica Taglialatela, Abramo Vastarella, Pierfrancesco Leoni, Susanna Cavalli. Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Giovanni Calabrò, Michele Brescia, Santo Calabrese, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, Francesco Fabrizi. Salvatore Mele, Bruno Adami, Giuseppe Agatino Cannavò, Paolo Signorino, Agostino Mastro di Casa, Adriano Della Corte, Aldo Arciuli, Pietro Patti, Giuseppe Mangano, Gioacchino Taglialatela. Sergio Cosmai, Giovanni Carbone, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe Asta, Salvatore Asta, Beppe Montana, Antonino Casarrà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Antonio Enrico Monteleone. Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Giuseppe Macheda, Mario Diana, Marco Padovani, Gianluca Canonico, Domenico De Maio. Angelo Biscardi, Giuseppe Lomoro, Giovanni Lomoro, Paolo Bottone, Giuseppe Pillari, Filippo Gebbia, Salvatore Monreale, Francesco Alfano, Vittorio Esposito, Salvatore Benigno. Claudio Domino, Filippo Salsone, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Prestia, Domenica De Girolamo, Luigi Staiano, Mario Ferillo, Salvatore Ledda. Giovanni Garcea, Sebastiano Morabito, Nino Duva, Luigi Aiavo Lasit, Francesco Guadalupi, Francesco Paolo Semilia, Gregorio Fenghi, Giuseppe Rechichi, Rosario Iozia, Giuseppe Cutruneo. Rosario Montalto, Antonio Civinini, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Aniello Giordano, Giovanni Mileto, Antonino Scirtò, Paolo Svezia. Paolo Ficara, Roberto Rizzi, Amedeo Damiano, Giovanni Selis, Domenico Zappia, Giuseppe Insalaco, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Grazia Scimè. Francesco Megna, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarello, Girolamo Marino, Giulio Capilli, Pietro Ragno. Abed Maniami, Raffaele Antonio Talarico, Michele Virga, Giuseppe Mascolo, Francesco Salzano, Gianfranco Trezzi, Domenico Carabetta, Walter Briatore,
Roberta Lanzino, Domenico Di Donna. Francesco Crisopulli, Giuseppe Caruso, Francesco Pepi, Marcella Tassone, Nicola D'Andrassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incadorna, Antonina Agostino, Ida Castelluccio. Domenico Calviello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro, Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovan Battista Tedesco, Giacomo Catalano, Pietro Polaria. Nicolina Biscozzi, Pasquale Primerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tizian, Gerry Essan Maslo, Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Michele Primomalli. Claudio Volpicelli, Andrea Cortellezzi, Antonio Donufrio, Vincenzo Medici, Provvidenza Bonasera, Bruno Clobiaco, Abderrahman Meftah, Leonarda Costantino, Vincenza Marino Mannoia, Lucia Costantino. Giuseppe Tallarita, Nicola Gioitta Iachino, Emanuele Piazza, Giuseppe Tragna, Giovanni Bonsignore, Antonino Marino, Rosario Livatino, Alessandro Rovetta, Francesco Vecchio, Andrea Bonforte. Giovanni Trecroci, Saverio Purita, Angelo Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Miceli, Elisabetta Gagliardi, Giuseppe Orlando, Michele Arcangelo Tripodi, Pietro Caruso. Nunzio Pandolfi, Arturo Caputo, Roberto Ticli, Mario Greco, Rosario Sciacca, Giuseppe Marnaro, Stefano Volpe, Francesco Oliviero, Cosimo Durante, Angelo Raffaele Longo. Raffaela Scordo, Calogero Lapiana, Antonio Nugnes, Pasquale Felicello, Marco Tedeschi, Ferdinando Barbalace, Marcella Di Levrano, Sergio Esposito, Andrea Esposito, Tobia Andreozzi. Antonino Pontari, Piero Carpita, Luigi Recalcati, Giuseppe Sottile, Luigi Volpe, Nicola Ciuffreda, Antonio Cezza, Cristina Pavesi, Salvatore Pellegrino Pratella, Angelo Alibrandi. Umberto Mormile, Domenico Falcone, Francesco Floramu, Valentina Guarino, Angelica Pirtoli, Giuseppe Sceusa, Salvatore Sceusa, Vincenzo Leonardi, Antonio Carlo Cordopatri, Angelo Riccardo. Demetrio Quattrone, Nicola Soverino, Andrea Savoca, Domenico Randò, Giovanna Sandra Stranieri, Antonio Scopelliti, Libero Grassi, Fabio De Pandi, Giuseppe Aliotto, Antonio Rampino. Silvana Foglietta, Salvatore Daddavio, Renato Olio, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano, Stefano Siragusa, Alberto Varone, Vincenzo Salvatori, Serafino Ogliastro, Giuseppe Grimaldi. Giovanni Grimaldi, Salvatore Atieni, Nicola Guerriero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valenti, Nunziante Scibelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Surdo, Gaspare Palmieri, Ignazio Aloisi. Onofrio Addesi, Francesco Augurusa, Giuseppe Piccolo, Pasquale Malgeri, Antonino Lodovico Bruno, Cirino Catalano, Michele Cianci, Domenico Bruno, Giovanni Cento, Filippo Parisi. Cosima Valente, Domenica Pruzzese, Francesco Paolo Pipitone, Antonio Raia, Giuseppe Leone, Giuseppe Napolitano, Maria Minissale, Simona Sanfilippo, Claudio Sanfilippo, Maurizio Medaglia. Giovanni Cingolani, Salvatore Richiello, Felice Dara, Salvatore Aversa, Lucia Precenzano, Paolo Borsellino, Antonio Russo, Fortunato Arena,
Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo. Giuliano Guazzelli, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Eddie Walter Max Cosina, Emanuela Loi. Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Rita Atria, Paolo Ficalora, Luigi Sapio, Egidio Campaniello, Pasquale Di Lorenzo, Giovanni Panunzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino. Antonio Tamburino, Mauro Maniglio, Raffaele Vitiello, Emanuele Sauna, Giovanni Lizio, Antonio Di Buona, Nicola Palumbo, Giovanni Carnicella, Antonio Muto, Pasquale Auriemmo. Pasquale Pagano, Paolo Coviello, Vincenzo Costa, Stefano Ceratti, Matteo Toffanin, Giuseppe Coletta, Alfio Camillo Giuga, Flavio Russo, Giuseppe Torre, Beppe Alfano. Lollò Cartisano, Pasquale Campanello, Vincenzo Danna, Vincenzo Vitale, Gennaro Falco, Nicola Remondino, Domenico Nicolò Pandolfo, Maurizio Estate, Fabrizio Nencioni, Angela Fiume. Nadia Nencioni, Caterina Nencioni, Dario Capolicchio, Domenico Nicitra, Carlo Lacatena, Stefano Picerno, Sergio Pasotto, Alessandro Ferrari, Mustafir Driss, Pino Puglisi. Raffaele Di Mercurio, Andrea Castelli, Angelo Carlisi, Calogero Zaffuto, Riccardo Volpe, Antonino Vassallo, Francesco Nazzaro, Giorgio Vanoli, Luigi Iannotta, Antonino Spartà. Salvatore Spartà, Pietro Vincenzo Spartà, Giuseppe Marino, Antonio Mazza, Fabio Garofalo, Michele Molfetta, Diego Passafiume, Giuseppe Sapienza, Lucio Del Rico, Filippo Piccione. Maria Marcella, Maria dell'Aquila, Antonia Carbone, Vincenzo Garofalo, Antonino Fava, Peppe Diana, Ilaria Alpi, Miran Rovati, Luigi Bodenza, Maria Teresa Pugliese. Giovanni Simonetti, Salvatore Bennici, Francesco Maniscalco, Nicolas Green, Melchiorre Gallo, Giuseppe Russo, Cosimo Fabio Mazzola, Liliana Caruso, Agata Zucchero, Leonardo Santoro. Palmino Scamardella, Antonio Novella, Francesco Aloi, Francesco Bruno, Saverio Liardo, Antonio D'Agostino, Angela Costantino, Carmelo Magli, Rosario Mauriello, Mouru Sinan Cucao. Rosario Adamo, Francesco Marcone, Serafino Famà, Gioacchino Costanzo, Peter Ivule Ognedeche, Fortunato Correale, Antonino Buscemi, Giuseppe Montalto, Giuseppe Cilia, Claudio Manco. Antonio Brandi, Gianmatteo Sole, Genovese Pagliuca, Pietro Sanua, Pierantonio Sandri, Giuseppe Zammona, Giovanna Zammona, Francesco Saporito, Natale De Grazia, Cesare Boschin. Michele Ciarlo, Marcello Palmisano, Giovanni Carbone, Giuseppe Di Matteo, Francesco Tammone, Giuseppe Puglisi, Anna Maria Torno, Giovanni Attardo, Davide Sannino, Santa Puglisi. Salvatore Botta, Salvatore Frazzetto, Giacomo Frazzetto, Maria Antonietta Savona, Riccardo Salerno, Rosario Ministeri, Calogero Tramuta, Celestino Fava, Antonino Moio, Raffaele Pastore.
Antonino Polifroni, Salvatore Manzi, Concetta Matarazzo, Michele Cavaliere, Francesco Giorgino, Nicola Melfi, Luigi Esposito, Antonio Falcone, Gennaro Ventura, Giuseppe Lafranca. Ciro Zirpoli, Giulio Castellino, Agata Azzolina, Raffaella Lupoli, Silvia Ruotolo, Angelo Bruno, Francesco Marzano, Andrea Di Marco, Ambrogio Mauri, Vittorio Rega. Augusto Moschetti, Luigi Fanelli, Michele Lerna, Incoronata Solazzo, Maria Incoronata Ramella, Erilda Stausci, Salvatore De Falco, Rosario Flaminio, Alberto Vallefuoco, Giuseppina Guerriero. Luigi Ioculano, Domenico Geraci, Antonio Condello, Maria Angela Ansalone, Giuseppe Maria Biccheri, Giuseppe Messina, Graziano Muntoni, Giovanni Gargiuolo, Giovanni Volpe, Orazio Sciascio. Giuseppe Iacona, Davide Ladini, Saverio Ierace, Antonio Ferrara, Salvatore Ottone, Rosario Salerno, Stefano Pompeo, Filippo Basile, Iso Telarai, Matteo Di Candia. Vincenzo Vaccaro Notte, Luigi Pulli, Raffaele Arnesano, Rodolfo Patera, Ennio Petrosino, Rosa Zaza, Anna Pace, Marco De Franchis, Francesco Salvo, Elisa Valenti. Antonio Lippiello, Salvatore Vaccaro Notte, Antonio Sottile, Alberto De Falco, Ferdinando Chiarotti, Francesco Scerbo, Giuseppe Grandolfo, Domenico Gullaci, Maria Colangiuli Amdilala. Gaetano De Rosa, Saverio Cataldo, Daniele Zoccola, Salvatore De Rosa, Giuseppe Falanga, Luigi Sequino, Paolo Castaldi, Gianfranco Madia, Valentina Terracciano, Raffaele Iorio. Ferdinando Liguori, Felice De Martì, Aldo Mazzotta, Giulio Giaccio, Tina Motoc, Michele Fazio, Carmelo Benvegna, Stefano Ciaramella, Antonio Della Bona, Maria Grazia Cutuli. Federico Del Prete, Torquato Ciriaco, Usan Balicci, Antonio Petito, Giuseppe Francese, Francesco Santaniello, Stella Costa, Fabio Perissinotto, Domenico Pacilio, Gaetano Marchitelli. Claudio Taglia la Tela, Paolino Avella, Michele Amico, Giuseppe Rovescio, Vincenzo Natale, Antonio Vairo, Paolo Bagnato, Bonifacio Tilocca, Annalisa Durante, Stefano Biondi. Paolo Rodà, Gelsomina Verde, Dario Scherillo, Matilde Sorrentino, Francesco Estatico, Fabio Nunneri, Massimiliano Carbone, Antonio Landieri, Francesco Graziano, Antonio Graziano. Antonio Maiorano, Attilio Manca, Giuseppe Femia, Francesco Rossi, Attilio Romanò, Francesco Fortugno, Giuseppe Riccio, Daniele Polimeni, Gianluca Congiusta, Pepe Tunevic. Emilio Albanese, Fortunato La Rosa, Salvatore Buglione, Daniele Del Core, Loris Di Roberto, Rodolfo Pacilio, Michele Landa, Antonio Palumbo, Anna Politikovskja, Giuseppe D'Angelo. Luca Cottarelli, Enrico Amelio, Luigi Sicca, Francesco Gaito, Umberto Importa, Giuseppe Veropalumbo, Luigi Rende, Carmela Fasanella, Romano Fasanella, Domenico De Nitis.
Filippo Salvi, Mario Costabile, Domenico Noviello, Marco Pitoni, Raffaele Galgiulo, Raffaele Granata, Giuseppe Minopoli, Lorenzo Riccio, Raffaele Manna, Kadwa Ovuso Wafe, Justice Sonny Abu, Eric Afonieboa, Julius Francisqueim Antwi, Ibrahim Muslim Al-Kai, Karim Yakubu Awanga, Francesco Alighieri, Gabriele Rossi, Antonio Ciardullo, Ernesto Fabozzi, Peppino Basile, Domenico Dodò Gabriele, Petru Birlandeano, Gaetano Montanino, Nicola Nappo, Lea Garofalo, Antonio Cangiano, Salvatore Barbaro, Vittorio Maglione, Barbara Corvi, Nicola Sarpa. Fazio Cirolla, Francesco Maria Inzitari, Teresa Buonocore, Angelo Vasallo, Gianluca Ciminiello, Carmine Canillo, Francesco Ligorio, Vincenzo Liguori, Giuseppe Mizzi, Carlo Canavacciolo, Maria Concetta Cacciola, Giuseppe Di Terlizzi, Tita Buccafusca, Andrea Nollino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Nicola Coccò Campolongo, Domenico Petruzzelli, Vincenzo Ferrante, Roberto Mancini. Flori Mesuti, Mariano Bottari, Domenico Martimucci, Jenny Cesarano, Michael Giuseppe Russo, Luigi Galletta, Anatori Corol, Giovanna Paino, Silvio Mirarchi, Ciro Colonna. Maria Chindamo, Berta Caseres, Luigi Luciani, Aurelio Luciani, Daphne Caruana Galizia, Anna Rosa Tarantino, Bruno Ielo, Gian Kuciak, Martina Kuznirova, Amadou Balde, Alage Cesai, Moussa Kande, Ali Dembele, Lassan Gutlain, Anan Kwase, Mousse Ture, Lashen Aduch, Auku Yosef, Ebere Ujungwa, Bafo de Camara, Alaji Sise, Alasanna Darbo, Eric Quarteng, Romanus Mbeke, Giumana Gire, Francesco della Corte, Luc Nkulula, Marielle Franco, Derek Viersum, Maxime Susini, Adnan Siddiq, Peter De Vries, Maurizio Cerrato, Antimo Imperatore, Francesco Pio Maimone, Firdaus El Jattari, Antonella Lopez. A loro e a tutte le vittime innocenti che ancora non conosciamo va la nostra memoria e il nostro impegno. Grazie a tutti e a tutte, ci vediamo l'anno prossimo per la 12ª edizione. Grazie davvero, buon rientro a casa. Saluto, grazie.